Rieccoci allora in diretta, continua questa edizione straordinaria, come abbiamo anticipato prima passandoci il testimone con Christian Arboit. Voglio sottolineare il gran lavoro di Ferdinando Varino e Christian Arboit in questa lunga maratona che è iniziata ieri sera alle 21 con lo speciale ring, proprio con i primi assaggi di voto, le prime proiezioni e poi i voti e i risultati delle europee. Poi questa mattina una lunga disamina del voto, ce n'è da parlare e lo faremo anche in questo spazio che è dedicato di più alle amministrative. Però dicevamo prima, inizia un'altra partita adesso, che è quella delle elezioni comunali, delle elezioni amministrative. 309 i comuni al voto in tutto il Veneto e tante cose interessanti anche politiche di cui discutere. Quindi fra pochissimo iniziamo subito il giro dei nostri collegamenti, però prima presento gli ospiti in studio che cambieranno nel corso di questo pomeriggio. Andremo avanti fino a sera, fino a TG e poi anche fino a Ring. Questa sera Ring alle 21 per tirare le fila ai verdetti sia delle europee che delle amministrative con Ferdinando Varino. Allora in studio intanto con me Lucas Pavanetto, Fratelli d'Italia. Buongiorno, buon pomeriggio. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Allora, ci raggiungerà fra poco alle 2:30 in studio Giovanni Zorzi, Partito Democratico, segretario provinciale, così come Pavanetto è segretario provinciale di Fratelli d'Italia a Venezia. La vice segretaria provinciale, coordinatrice provinciale di Forza Italia a Treviso, Cristina Andretta. Buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. E poi collegato in Skype Giuseppe Paolin, Lega. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti e complimenti all'Andretta per il risultato. Ecco. Fra poco torniamo a parlare di europee. Prima però c'è molto da dire, perché anche con quello che hanno detto gli ospiti nella prima parte di questa straordinaria c'è da discutere. Però prima volevo assaggiare subito la situazione dei comuni. Allora ci sono tanti comuni al voto, tantissimi, 309 comuni al voto. Pensate, sono 75 nel Vicentino, 55 nel Trevigiano, 52 nel Padovano, 48 nel Veronese, 32 nel Rodigino, 31 nel Berunese e 16 nel Veneziano. C'è un capoluogo di provincia, l'unico che va al voto è Rovigo, una partita molto interessante, una Rovigo chiamata la mangia sindaci per i tanti casi di dimissioni di sindaci negli ultimi tempi. E poi ovviamente ci sono quei comuni dei quali abbiamo parlato tantissimo, soprattutto nella Marca trevigiana, come ad esempio Vittorio Veneto. Mai come in questa tornata elettorale amministrativa, l'abbiamo raccontato spesso, c'è una spaccatura all'interno del centro-destra in diverse formule, quindi anche con interessanti questioni da dibattere, e l'epitome di questa situazione, di questa situazione molto particolare del centrodestra è sicuramente Vittorio Veneto. Allora andiamo subito a Vittorio Veneto da Lina Parmetto insieme a Simone Merlo. Buongiorno Lina. Eccoci Nicola, buongiorno anche a te. Allora siamo alla scuola primaria Parravicini, qui dietro di noi vedete una delle sezioni che si sta apprestando ad aprire l'urna e a cominciare lo spoglio che inizia appunto alle 14. Ringrazio Antonella Caldart che è qui con noi in lista con Gianluca Posocco, per cui la prima rappresentante che intercettiamo oggi per Posocco, in base a quelli che sono stati, ed è qui come rappresentante di lista immaginiamo, in base a quelli che sono stati i risultati delle europee, che sensazioni ha? Che a Vittorio Veneto noi ce la giochiamo con i tre principali candidati sindaco, perché ovviamente noi in modo particolare, avendo liste civiche, dobbiamo attingere da chi ha votato i partiti. A Vittorio Veneto Fratelli d'Italia è risultata essere molto forte ed è una dei nostri bacini. Poi noi personalmente abbiamo anche cercato di attingere al centro moderato, e quindi in bocca al lupo a tutti, ma in modo particolare a Gianluca Posocco. Grazie mille. Allora con Simone Merlo inquadriamo dietro, vedete, eccole qua le liste con i 4 candidati: Giovanni Braido, Mirella Bagliana, Luisa Camatta e appunto Gianluca Posocco. Stanno iniziando i gruppi, il personale dei seggi a scrutinare le schede. Non dovrebbero metterci molto, nel senso che immaginiamo che per le 3 e mezza massimo si avrà già un bel quadro della situazione.
partecipazione. Abbiamo detto che l'affluenza al voto è stata di poco inferiore al 50%, proprio qualche centesimo, per cui anche le schede non sono numerosissime, ma insomma quell'oretta ci vorrà sicuramente, e poi noi naturalmente con i prossimi ospiti vi richiederemo la linea. Ecco Lina, volevo solo chiederti che aria si respira, Vittorio. Abbiamo raccontato in queste settimane Vittorio Veneto, in questi mesi ormai, dicevamo prima, l'epitome di questa situazione particolare del centrodestra con l'espulso eccellente della Lega, Gian Antonio Darè, che lancia Posocco, che è sostenuto da Forza Italia, mentre Lega e Fratelli d'Italia corrono insieme. Che atmosfera si respira, Vittorio Veneto, in questa mattina? Si respira un'atmosfera di grande cautela, Nicola, perché qui a Vittorio sono ben consapevoli che da Gian Antonio Darè ci si può aspettare un po' di tutto. Bisognerà capire quanti dei voti di Fratelli d'Italia convergeranno altrove, quanti, appunto abbiamo detto, abbiamo un Fratelli d'Italia al 32% alle europee, un 11% la Lega, come verranno rispalmati, quanto peserà la lista di Braido sindaco, la lista civica del sindaco Giovanni Braido, e quanti voti appunto muoverà quella di Tony Darè. Si gioca tutto, è una scommessa prendere o lasciare proprio quella di Posocco, nel senso che se non ce la fa, di fatto Forza Italia non fa neanche un consigliere in buona sostanza, per cui è davvero una scommessa che hanno messo sul piatto Posocco, Darè e Flavio Tosi, e vedremo. Ma tutti continuano a ripeterci può capitare di tutto, un po' per l'anima vittoriese che è imprevedibile, e un po' appunto perché sappiamo benissimo che tra europee e amministrative tutto può cambiare. C'è questa spaccatura nel centrodestra che bisognerà vedere quanto recepita dalle persone, con uno zoccolo duro comunque del centrosinistra che resiste, e probabilmente con un outsider Camata che non dovrebbe spostare più di tanto gli equilibri, per cui grande cautela. Adesso tutti sono qui che aspettano di vedere come andrà. Guarda, se Simone ci mostra, il corridoio si è svuotato, prima c'erano naturalmente tutti i rappresentanti di lista che aspettavano di entrare, tutti dentro ai seggi, e si comincia, per cui non ci vorrà molto per capire quale sarà la sorte di un eventuale ballottaggio che tutti si aspettano. Benissimo, grazie allora Lina Parronetto, ci ricolleghiamo fra poco con te, allora cercando di avere i primi dati, non so, intanto ringrazio Tony Esposito, e credo che ci sia stato il cambio in regia, Tony Esposito e Mattia Pizzaia, con la imprescindibile Francesca Bozza per il coordinamento dei collegamenti. Fatemi sapere se abbiamo anche gli altri inviati sul campo, perché dovremo avere fra poco Lucio Zanato a Mogliano, e poi seguirà anche Preganziolo, ovviamente altri comuni, poi un'altra partita interessante, quella di Mogliano, in questo caso centrodestra compatto, a Portogruaro Anna De Roberto, e poi la nostra Ilaria Marchiori che girerà tra Noale, Scorzè e Spinea. Fatemi sapere quando abbiamo i nostri inviati. Allora, facciamo subito un flash sulle elezioni comunali, poi torniamo a parlare un po' delle europee. Pavanetto, quali sono le situazioni che un po' in tutto il Veneto, insomma, lei segue ovviamente molto Venezia, la preoccupano di più dal vostro punto di vista, e quali invece nei quali siete certi, insomma, che ci possa essere una vittoria importante? Allora io parto da un presupposto che è quello di due dati fondamentali di questa tornata elettorale. L'astensionismo, che è stato forte, diciamo, dove non c'erano le elezioni amministrative, perché quelle hanno sicuramente aumentato un po' di più la partecipazione dei cittadini al voto, e poi questo anche è legato anche alle candidature mancate, cioè ci sono dei comuni sotto i 15.000 abitanti, quelli diciamo più piccoli rispetto a quelli che hanno il doppio turno, dove non ci sono altre candidature a sindaco oltre magari a quello uscente, piuttosto che un'unica candidatura. E questo penso che sia la prima, diciamo, sconfitta generale che è trasversale per tutti i partiti, e questa è la prima. Andando invece per quanto riguarda il voto delle amministrative, penso che il centrodestra abbia avuto un mandato nel 2022 molto chiaro, però è chiaro che sul territorio poi si riversano questioni, diciamo, più legate alle personalità politiche che possiamo avere. Insomma, ne abbiamo appena citata una che è molto quella più importante, quella di Vittorio Veneto, con una figura come quella di Tony Darè, non tanto all'interno del centrodestra ma più magari all'interno della Lega, e tutte queste, diciamo, sfaccettature poi portano delle frizioni che magari non hanno permesso
al primo turno di andare insieme. Parliamo di Vittorio Veneto, parliamo di Portogruaro, parliamo di Scorzè, parliamo di altri comuni dove c'è il doppio turno. Spinea, per esempio, dei 4 comuni al voto della provincia di Venezia, dei quali mi riguardano, diciamo, dei 16, i 4 sopra i 15.000, Spinea è stata l'unica, diciamo, con il centrodestra, diciamo, spaccato. Diviso, abbiamo diciamo. Forza Italia di fatto da una parte, però è un doppio turno, quindi possiamo sicuramente capire se effettivamente la volontà del centrodestra, trazione Fratelli d'Italia in questo momento, ma comunque la volontà del centrodestra unanime sia quella poi di lavorare insieme, magari al secondo turno, insomma, ci si ricompatta, ed è anche la prova di una democrazia, visto che il sistema lo permette, di capire chi aveva ragione, una sorta di primarie come in qualche caso. Mentre i comuni sotto i 15.000 abitanti sappiamo benissimo che il doppio turno non c'è, e quindi lì anche solo per un voto può vincere una parte piuttosto che l'altra, magari entrambe di centrodestra. Ma sono spaccature che quindi sono ricomponibili in un eventuale ballottaggio, quindi lei dice? Ma io credo di sì, perché come mi presento agli elettori dicendo che io rappresento comunque un'anima di centrodestra, e poi magari al ballottaggio, se non siamo al ballottaggio entrambi, diciamo uno contro l'altro, vado ad appoggiare una lista di centrosinistra. Io penso che questo sia poi l'errore di chi fa politica sul territorio, perché rischia di perdere credibilità e far perdere poi anche la partecipazione alle persone, perché dico: ma come, io ho dato un voto a centrodestra a te, seppur con un centrodestra spaccato, e poi al secondo turno devo appoggiarmi al centrosinistra. Allora aspettiamo i risultati. Io penso che ci sia intelligenza da parte di tutte le candidature dove sono state, diciamo, non ricompattabili o riconciliabili al primo turno, e magari al secondo, insomma, vederli uniti e il centrodestra vincente tra qualche settimana. Allora, è dello stesso parere Paolin? Credo che il voto delle europee abbia premiato il centrodestra e il governo, quindi credo che tutte le frizioni, a parte quelle personali, saranno sicuramente componibili al secondo turno. Credo che d'altra parte il meccanismo di voto e le candidature portano a frizioni personali che non hanno nulla a che vedere, non hanno nulla di politico. Quindi credo che sicuramente l'analisi che faceva il collega di Fratelli d'Italia è lucida e perfetta. C'è questa possibilità soprattutto sui comuni sopra i 15.000, e invidio anche la legge elettorale del Friuli che dà la stessa possibilità anche di questa seconda fase in cui si possono ricomporre, calare le tensioni e permettere di dare un tempo per ragionare e per constatare che comunque l'elettorato ha premiato il governo e quindi le forze che parte. Allora, chiedo alla regia, facciamo vedere la schermata a tutto schermo, anche se vuoto ovviamente, perché i seggi sono aperti adesso, insomma, di Vittorio Veneto, perché la domanda a Paolin e poi anche a Pavanetto, ma Paolin, diciamo che lei è trevigiano e conosce, di Vittorio Veneto. Voglio vedere come spiega, voglio vedere Tony Darè che dice: beh dai, al secondo turno appoggiamo il candidato eventuale della Lega. No, ma difatti io mi riferivo a posizioni non incancrenite dal punto di vista personale. Nel caso di Vittorio Veneto c'è una posizione, ricordo che Gianluca Posocco era il candidato del centrodestra in partenza, poi c'è stata l'evoluzione e l'infortunio di Darè che ne ha combinata una, e c'è stata quell'escalation e l'accordo con Flavio Tosi, e secondo me comunque ci sarà una fase per riconsiderare il tutto, però là pesa la posizione di Tony Darè, quindi non la vedo una cosa politica, la vedo solo una questione di carattere personale. Lui si è impuntato, ha fatto una guerra personale al segretario Salvini e ha trascinato con sé, secondo me sbagliando, Posocco, che era il candidato del centrodestra che avrebbe unito il centrodestra, e anche ha una pessima figura, secondo me, del sindaco uscente. Però ognuno sarà responsabile delle proprie scelte. Questo ovviamente vale, cioè il suo discorso del riportare al ballottaggio, insomma, la ricomposizione del centrodestra può essere che valga per Braido nel caso dovesse andare Posocco al ballottaggio, che ovviamente voi sperate di no, però potrebbe essere così. La vedo più difficile al contrario.
Ecco, questo diciamo. No, io invece no. Credo invece che sarà più facile che Tony Darè baratti qualcosa, perché ci ha sempre sorpreso Tony nelle piroette. Quindi credo sia più facile che Tony Darè appoggi eventualmente Braido che il contrario. Comunque staremo questo vedendo. poi glielo possiamo chiedere direttamente quando lì la paroletta sarà da lui. Volentieri. Questo sarà interessantissimo da chiedere, grande Paolina. Allora, andiamo, vengo subito da lei, vengo subito da te, Anna De Roberto, ti vedo in collegamento. Un secondo, Cristina Andretta. Allora, partiamo anche qui da Vittorio Veneto. La sua lettura qual è? Spero che lei abbia ragione quando dice fare una bella difesa, perché è su quello che noi contiamo. La sentiamo pochissimo, vediamo se riusciamo a sentirla meglio perché si frizza. Vediamo un attimo se riusciamo. Allora, in attesa di ripristinare il collegamento con Cristina Andretta, andiamo in un altro dei comuni, e qui Pavanetto lo guarda con molta attenzione, essendo segretario provinciale a Venezia, un altro dei importanti comuni al voto, e cioè Portogruaro, una sfida importante, una sfida a 4, in questo caso un centrodestra compatto, e poi un grande ritorno insomma di Antonio Bertoncello per il centrosinistra, e poi Sara Moretto, e poi la candidata Manzato, Alida Manzato. Anna De Roberto è con... Eccoci qua, ti vedo. Nicola, eccoci, siamo con il candidato sindaco espressione del centro-destra unito, Luigi Toffolo. Esatto, hai detto bene, siamo qui nella sede elettorale che ha aperto praticamente alle 14, c'è tanta scaramanzia, qui Toffolo ci chiede insomma di non toccare troppo, visto che insomma lo spoglio è partito da pochissimo, però volevamo fare, Nicola, un passo indietro, perché Portogruaro, comune commissariato da oltre 2 anni e mezzo, quindi un comune che esce da un periodo molto difficile in cui però non c'è stata la corsa al voto. L'affluenza si è fermata ai dati di 5 anni fa, nonostante il commissariamento. Centrodestra che sceglie di essere unito per affrontare un centrosinistra altrettanto compatto. Diciamo che abbiamo lavorato a lungo per realizzare questo scopo, il centro-destra unito, sull'esempio di Roma, del nazionale, perché si è visto che la proposta politica di un centrodestra omogeneo, pur con le diversità, è una proposta vincente e che soprattutto va incontro alle necessità degli italiani e in questo caso dei cittadini di Portogruaro. Sono stati dei prodromi lunghi perché ovviamente c'erano delle idee diverse, ma poi alla fine le varie forze hanno convenuto di andare uniti sulla mia figura, di questo ringrazio tutti i partiti e che spero di meritare. E abbiamo fatto un mese di campagna elettorale molto intensa, devo dire, ogni giorno eravamo fuori sulle frazioni eccetera. Senta, commentiamo un po' anche l'esito delle europee. Allora, voi dovete sapere che per trovare la quadra sulla figura di Toffolo il coordinatore di Fratelli d'Italia ha fatto un passo indietro, si è scelta dunque la sua figura. Toffolo è stato anche segretario della Lega, segretario dimissionario dopo il caso di Fabiano Barbisan con l'exploit che fece proprio sui nostri schermi. Lei ora non è più segretario, è militante. Sì. Questa Lega alle europee come la commenta? Questa è frutto di decisioni nazionali che diremo non ci competono, ammettiamo che c'è una diatriba fra una linea più nazionalistica, più omogenea, più invece di tipo regionalistico, soprattutto nel Veneto qui c'è questa, ma secondo me le discussioni politiche sono molto importanti, la discussione nel partito è fondamentale per capire dove vuole andare un partito e forse dopo questa tornata ci saranno dei ripensamenti o comunque delle revisioni o comunque sicuramente la Lega dovrà fare Non si è discusso abbastanza allora? A livello nazionale sicuramente non molto, però ovviamente in un partito quello che apprezzo e che credo che molti
chi è in questa coalizione apprezzano i partiti e che comunque se c'è un segretario la linea la detta il segretario e tutti si va compatti su di lui. Ci può essere il dissenso ma non le azioni diciamo difformi in maniera esagerata. Io sono stato diciamo individuato anche all'interno della nostra sezione in maniera democratica, discussione, il segretario Vallotto mi ha dato la fiducia e quindi la sezione ne è uscita molto compatta e poi con questo siamo andati a proporci alle altre le due forze, Forza Italia fin dall'inizio era con noi, Fratelli d'Italia ovviamente sull'onda dei successi precedenti ha avuto un momento di pensamento, però devo dire che dopo sempre il centrodestra unito ha prevalso e il progetto politico che porteremo a Portogallo e soprattutto avrà la caratteristica della stabilità. Dopo ovviamente la sfiducia all'ex sindaco Favero in quota Lega che ha portato al commissariamento, quindi è una stabilità, Nicola, che il Comune cerca davvero tanto. La differenza era che il progetto, sì, sulla giunta Favero non c'era questo progetto del centrodestra unito, venivamo da un altro tipo di storia, un po' lungo adesso a spiegare, ma sicuramente non c'era questo progetto. Adesso noi l'abbiamo proposto e adesso stiamo aspettando il verdetto dei cittadini. Senta, c'è un ultimo passaggio, Nicola, se hai ancora un paio di minuti. Prima con l'avversario Antonio Bertoncello si ragionava, Bertoncello fu eletto a 2 mandati alle spalle, fu eletto quando la lista Zaia fece un record di voti a livello regionale, invece Portogruaro espresse un candidato del centro-sinistra, quindi Bertoncello diceva il comune di Portogruaro è un comune molto particolare dove non sempre se a livello nazionale un partito segna un certo tipo di risultato, poi a livello amministrativo questo risultato è confermato. Lei cosa sente? È vero, è particolare? Che ci troviamo fra un paio di orette e poi ne commentiamo. Okay. Va bene. Nicola, hai qualche domanda per il nostro ospite? No, adesso è stato molto chiaro, non so se vuole parlarci di Luca Spavanetto. Che... Saluto Luigi con il quale insomma abbiamo fatto questa campagna elerale e è vero quello che ha detto. Luca Spavanetto che è in onda. Siamo andati non a trattativa perché non è stata una trattativa, è stato un ragionamento di avere una candidatura unitaria perché Portogruaro aveva la necessità di ricompattare il centrodestra anche a costo di fare un passo indietro da parte di Fratelli d'Italia e che non aveva un'ambizione, semplicemente dopo varie candidature proposte dalla Lega si è valutato altri nomi come è doveroso che sia e quindi bene con Luigi insomma di poter vedere tra qualche ora insomma il risultato di questa unione che è stata diciamo studiata ma studiata nei confronti dei cittadini, non nei confronti di una tattica elettorale. Allora, facciamo così, ci sentiamo fra poco Anna, facciamo anche un primo giro per vedere i primissimi risultati dai seggi. Vediamo se si è ripristinato il collegamento con Cristina Andretta dalla sede di Forza Italia a Treviso. Eccola. Rieccomi. Sì, facciamo un test, eccoci qua, perfetto. Allora, stava dicendo, torniamo su Vittorio Veneto per un secondo, poi andiamo da Ilaria Marchiori, che sta seguendo l'altra parte di Venezia, non il Veneto orientale. Allora, partiamo da Vittorio Veneto, c'era quella battuta di Paulin, ripartiamo da lì. Infatti dicevo che Tony Verè ci ha abituato sempre alle grandi sorprese, ma noi chiaramente speriamo che ci sia una grande sorpresa anche da parte della nostra lista di Forza Italia, che appoggia sempre Posocco, con il nostro capolista Paolo Sant'Antonio, insomma che anche lì riusciamo ad avere un buon risultato di un partito che si sta radicalizzando, che sta ripartendo dal territorio. Ecco, possiamo dire che Vittorio Veneto è il caso, ce ne sono tanti altri, perché c'è Quinto di Treviso, c'è Bassano del Grappa, poi ne parleremo, insomma è comunque uno dei casi più particolari di questo centrodestra che in molti casi questa volta non è riuscito a trovare la quadra per questioni personali, per questioni interne, per questioni di riflesso anche della politica nazionale. Ma allora Vittorio Veneto sicuramente è un grande comune, così come però può essere Mogliano piuttosto che Preganziol. Una quadra è sempre difficile da trovare proprio quando appunto ci sono comuni così importanti. È chiaro che si deve partire sempre per tempo e quello è il grande lavoro che abbiamo fatto noi con questo partito, è proprio quello di ritornare nel territorio, ricostruire quello che è una rete e ripartire dagli amministratori, da chi avesse competenza e professionalità. Ovviamente non si può puntare solo su una campagna elettorale né nei comuni né nelle europee in questo caso,
ma è un lavoro che va fatto sicuramente scrupolosamente. Forza Italia sta dimostrando che sta crescendo magari anche in maniera lenta, però solida e anche molto stabile, e questo è un frutto di un grande lavoro di squadra. Allora, io vedo collegata in diretta anche la nostra Ilaria Marchiori, quindi credo che stiamo per collegarci con Noale, quindi vediamo anche la schermata di Noale. C'è una corsa a 4 per il dopo Andreotti, vediamo. Ilaria, buongiorno, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Nicola e ai nostri telespettatori. Siamo appunto qui a Noale con il primo dei 4 candidati che andremo a sentire di qui alle prossime ore. Si tratta di Carlo Fascina, rappresentante di una civica centrosinistra. Allora, innanzitutto Fascina, qui si viene da 2 mandati di centrosinistra, qui ci sono 4 candidati. Lei come si prefigura la fine di questa giornata? Pensa che si andrà a un ballottaggio? Come la vede? E soprattutto anche alla luce di questi risultati, in particolare in Veneto, di Fratelli d'Italia. Certo. Intanto comincio col dire che definire di centrosinistra i 10 anni che abbiamo vissuto qui a Noale è un po' un azzardo, a dire la verità, perché le civiche così autodefinitesi che hanno governato la nostra città in realtà hanno pescato in tutto l'elettorato noalese, sia a sinistra che alla destra quasi estrema. Ma al di là di queste cose, noi abbiamo iniziato la nostra campagna elettorale in ritardo rispetto agli altri, con basse aspettative quanto al risultato, ma con standard che abbiamo cercato di mantenere elevati, tanto con riferimento ai contenuti quanto con riferimento al metodo di lavoro. Quindi qualsiasi risultato arriverà sarà per noi un successo. Abbiamo iniziato, credo e spero, un nuovo corso. La novità che abbiamo presentato è assolutamente diversa rispetto alle proposte degli altri 3 candidati, quindi siamo tranquilli e felici di aver fatto questo percorso. Ecco, per chi non ci avesse seguito in queste settimane, ci dica qual è la novità. La novità è data dal fatto che, diversamente dai collegamenti partitici che gli altri hanno mantenuto e diversamente rispetto alle altre coalizioni che hanno già avuto modo di governare la città di Noale, quindi i cui risultati si sono visti, dicevo che ciascuno dei 3 candidati ha governato per almeno 10 anni in maggioranza qui a Noale. La novità nostra è data dal fatto che ci sono molti giovani molto competenti, molte persone di buona volontà che si sono già rese, come dire, disponibili e note alla comunità per aver contribuito alle sagre di paese piuttosto che a manifestazioni culturali di rilievo, e la novità quindi è data da questo: nessun interesse personale, nessun collegamento con i partiti o volontà di scalare i posti all'interno di queste istituzioni che sono i partiti e che però un po' ci hanno deluso, quantomeno qui a Noale. E questo direi che è il dato più rilevante. Dicevamo proprio poco fa, prima di collegarci in diretta, lei comunque stapperà una bottiglia. Sì, l'ha detto il mio papà Sergio, agli amici e anche a me: se si vince stappiamo una bottiglia, se invece perdiamo ne stappiamo 2, così passa. Okay. Bene, ringrazio Carlo Fascina. Noi naturalmente rimarremo qui Ilaria. Sì. Fermali Ilaria, mentre Fascina faceva quella precisazione sulla lista, c'era Pavaletto che si mangiava le mani, non so perché. Pavaletto? Ciao Carlo. Se vuoi dargli l'auricolare. Allora, no. Attendete un attimo che gli passo l'auricolare. C'è Luca Spavanetto che ha sentito la sì. Ciao Carlo. No, ho fatto... Lucas, buongiorno. Ciao, sono saltato sulla sedia quando ha detto centrosinistra che tu hai ribattuto. No, diciamo che purtroppo lì a Noale c'è stata una spaccatura nel centrodestra. C'è un centrodestra moderato in un ambiente che è comunque attecchisce o comunque prende sicuramente voti anche da un centrosinistra moderato che non è quello dell'estrema sinistra, e quindi sicuramente Carlo può rappresentarlo. E poi c'è stato insomma Michele Celeghin, un amico, anche lui candidato sempre all'interno dell'area di un centro di destra, di centrodestra moderato, e poi naturalmente invece Sorino con Lega, Fratelli d'Italia e quella poi Forza Italia ufficiale. E quindi insomma Carlo ho fatto quel balzo dalla sedia perché ti sei lamentato, però non credo sia una cosa negativa. È anche vero però che c'è un elettorato molto centrista, molto moderato sulla realtà di Noale che va seguito e che può fare la differenza, e Carlo come Michele sicuramente hanno avuto un ruolo chiave su questo. Magari appunto essendo un comune sopra i 15.000
se dovesse esserci ballottaggio e Sorino non vince il primo turno, automaticamente potremmo insomma ragionare per un'unione che fa la forza. Ci sono già le prime trattative. Ringrazio Luca Spavanetto per la disponibilità. No, non ci sono trattative, ma apprezzo molto le parole di Lucas e il riferimento al fatto che sì, Noale è schierata al centro e noi per primi crediamo di rappresentare quest'area elettorale. Va bene, allora Ilaria ti lascio, poi continuiamo un po' su Noale e poi dovrai spostarti ovviamente perché c'è anche Spinè e Scorzè da tenere sott'occhio. Andiamo velocemente da Lucio Zanato a Mogliano Veneto, altra partita molto molto importante, credo che sia con il sindaco uscente candidato di un'altra situazione di centrodestra compatto come quello di Davide Bortolato. Ti vedo proprio in centro, Lucio. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, mi trovo in centro a Mogliano, mi trovo nella sede elettorale del sindaco uscente Davide Bortolato. Allora noi entriamo perché dovremmo trovare il sindaco, in effetti lo troviamo, il sindaco uscente Davide Bortolato, buongiorno. Allora, intanto il clima. Il clima è di tensione naturalmente, siamo tutti in fibrillazione qui in attesa dei primi dati. Qui abbiamo allestito un centro di raccolta dati, abbiamo nelle 30 sezioni dislocato i nostri rappresentanti di lista e lo spoglio insomma, è partito mezz'ora fa e insomma, sta procedendo. Ecco, ma voglio dire sull'onda del successo del centrodestra a livello del regionale, voi che siete compatti non dovreste avere problemi? Il centrodestra ieri alle europee è andato bene anche qui a Mogliano, però questa delle amministrative è un'altra partita, quindi ce la stiamo giocando, insomma ce la giocheremo. Ecco, ma preoccupato per che cosa? Perché di solito quando uno vota il sindaco vota un volto, vota un lavoro, vota un'operatività. Lei in questi anni insomma si è dato da fare, quindi di che cosa ha paura? Nessun rimpianto, insomma per 5 anni abbiamo fatto bene, abbiamo migliorato la città in tantissimi ambiti, insomma abbiamo fatto una bella campagna elettorale, insomma preoccupazione normale, insomma un po' di preoccupazione. Diciamo un po' scaramantica, chiamiamola. Primo turno? Puntiamo a quello perché il ballottaggio sarebbe un grosso problema. Anche l'altra volta, 5 anni fa, avevo 5% di vantaggio al primo turno e poi al secondo turno ho vinto per soli 44 voti. Quindi un po' di pensiero c'è insomma. Ma secondo lei i voti le dovrebbero arrivare per che cosa in particolare? Perché dovrebbero premiarla i cittadini? Per il lavoro fatto in 5 anni, insomma abbiamo fatto un lavoro enorme nonostante il Covid, nonostante la guerra in Ucraina che ha fatto schizzare le bollette energetiche, ha fatto alzare anche i prezzi delle materie prime, insomma ciò nonostante tante sono le cose fatte in città, dalle opere pubbliche ai servizi innovativi che abbiamo fatto partire, insomma è stato un grande lavoro e insomma io spero che venga premiato, però ecco la partita ce la stiamo giocando. Ecco, a proposito appunto di partita, e in questo tipo di amministrative ancora una volta si nota come la politica c'entri fino a un certo punto e c'entri tantissimo la buona amministrazione. Assolutamente, ci vuole la politica, ci vogliono i partiti, infatti c'è stato un grande lavoro di coalizione del centrodestra unito e questo insomma mi ha dato anche merito perché insomma hanno riconosciuto il lavoro fatto in questi 5 anni, però servono anche persone capaci, insomma gente che ci metta la faccia, servono buoni amministratori e insomma noi ci siamo proposti e ci mettiamo a disposizione per continuare a farlo, speriamo insomma che oggi ci sia un riconoscimento per tutto quello che di buono abbiamo fatto. Per esperienza quando è che pensa di avere un dato definitivo per capire? Penso fra un'oretta. Un'oretta, quindi abbiamo veramente i tempi abbastanza veloci, però prima di ridarti la linea, sì. Volevo chiedere, se puoi chiedere al sindaco, ovviamente se vuole rispondere, ma... Aspetta. Ah, ok. Vuoi passargli? Ah, ecco. Un eventuale ballottaggio lo vivrebbe come una sconfitta? Come più che sconfitta una fatica insomma da altri 15 giorni, tante cose possono cambiare quindi non sarebbero facili, lo dico per esperienza nel senso che 5 anni fa è stata veramente dura.
Va bene, allora se vuoi fare qualche altra domanda, se no io ho un attimo passaggio. Vai. Ecco, siamo ancora scioccati dalla scomparsa di Nico Zane. Ieri purtroppo è mancato il consigliere Nico Zane, consigliere uscente, tra l'altro campione di preferenze a Campocroce, una grandissima persona, un grandissimo amministratore che ha fatto tanto non solo per la sua frazione, per Campocroce, ma per tutta la città. È mancato ieri dopo una malattia durata circa un anno, insomma il suo spirito è qui con noi, abbiamo voluto anche mettere la foto qui. Andiamo a vederla assieme, così chiudiamo il collegamento. Scusate se vi diamo le spalle, però andiamo proprio dietro alle quinte dove stanno facendo i controlli e abbiamo Nico, abbiamo voluto metterlo qui, sicuramente il suo spirito, la sua voglia di fare è qui con noi e ci sta dando una mano da lassù. Ecco, per il momento io direi che da Mogliano è tutto, ti restituisco la linea. Doveroso, grazie Lucio Zanato, doveroso questo passaggio, abbiamo dimenticato di dirlo, insomma, che Mogliano proprio in questi 2 giorni ha vissuto anche questo lutto, anche perché Nico Zane era importante consigliere comunale, per cui insomma è stato un brutto colpo per il centrodestra a Mogliano. Torniamo velocemente a Vittorio Veneto, così rivediamo anche la schermata, poi risento tutti i nostri ospiti perché apriamo anche un po' di dibattito sulle europee. Ovviamente il dibattito resta aperto per gli effetti che avrà sul territorio il risultato schiacciante di Fratelli d'Italia e anche quello molto importante ad esempio del Partito Democratico. Torniamo a Vittorio Veneto, in casa Lega se non sbaglio. Lina. Sì, grazie Nicola, un breve passaggio, siamo in piazza splendida, piazza di Serravalle, con Stefano Trubian della Lega, avvocato della Lega, lo conosciamo anche sotto altre vesti, in questo caso è candidato con Giovanni Braido. Abbiamo qualche anticipazione dai seggi? No, o meglio sì, abbiamo qualche numero ma è estremamente risicato e dunque credo si debba attendere qualche decina di minuti per avere a livello ovviamente cittadino qualche attestazione sui numeri primari, salvo ovviamente il risultato ultimo che andrà profilandosi nel tempo. Senta, lei ha vissuto la frattura, ha vissuto i mesi complicati qui a Vittorio Veneto per cercare la quadra nel centrodestra. Diciamo che non ce n'è stato oggettivamente facile, l'aspetto che evidentemente a tutti noto dell'uscita dal partito di Gian Antonio D'Addae, dell'europarlamentare, della figura politica di riferimento, ha ingenerato inizialmente qualche sicura difficoltà, il fatto che poi corra in contrapposizione evidentemente alla lista del partito ha il suo peso elettorale di significato, però diciamo che il gruppo Lega è riuscito a tenere in maniera decisa e come dire siamo fiduciosi anche proprio per l'entusiasmo che è stato riposto nella campagna elettorale. Lei che sensazione ha? Comunque si sbottoni un pochino. E direi che c'è un aspetto che vede la spaccatura a 3 tra la parte di sinistra con la candidata Bagliana, c'è Gianluca Posocco che è comunque un'amministrazione uscente e dunque vice sindaco uscente che avrà, ritengo, il suo peso elettorale, il centrodestra con Fratelli d'Italia e con la Lega immagino farà bene, spero e sono fiducioso che una parte, evidentemente non tutta, ma una parte auspicabilmente significativa del voto alle europee che ha intercettato Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia possa essere convogliata anche a livello cittadino. Benissimo, grazie a Stefano Trubian. Noi contiamo a breve di ricollegarci con un altro ospite. Intanto Nicola ti restituiamo la linea. Grazie a Lina Paroneto. Faccio vedere intanto dal sito del Ministero dell'Interno, che è quello un po' più veloce, diciamo, dipende anche dalle situazioni. Siamo a Cimadolmo qui, una sezione su 3, Giovanni Ministeri all'86,05%, il sindaco Giovanni Ministeri, Forza Italia, Lega, insieme per Cimadolmo Roberto Perin 13,95, quindi insomma qua siamo, che dice Povanetto con questi numeri? Vuol dire che a parte che questo è un comune mi pare sotto i 15.000, sì. Quindi è un dato dove il centrodestra unito può fare subito la differenza. Poi io credo che sotto i 15.000 ma anche in generale nei comuni, perché comunque non abbiamo comuni a parte diciamo i capoluoghi di provincia, la differenza la faccia il candidato sindaco e quindi questo è fondamentale. La gente vota sì il partito, ma lo vedremo anche tra poco, sperando di vederlo in poche occasioni in questo caso, ma l'abbiamo visto anche nel 2019 dove a urne scrutinate alle europee c'era un dato per il partito
e dove appunto si presentavano le liste di partito, quindi sopra i 15.000, non si ripeteva lo stesso dato, un po' per la partecipazione e per la rappresentanza di più liste alle amministrative, ma anche perché spesso e volentieri quello che è il voto nazionale non viene rispecchiato dalle candidature e spesso su questo magari qualche errore lo commettiamo anche noi nel fare liste magari non rappresentative del territorio. Quindi Cima d'Olmo, una sezione su 3, 86,05% per Giovanni Ministeri, Lega e Forza Italia. Roberto Perin insieme per Cima d'Olmo 13,95, il risultato insomma che difficilmente potrà essere ribaltato. Vedo ancora Lina Paronetto, poi torniamo ai nostri ospiti anche per le europee. Giuseppe Montuori, che sta seguendo ovviamente la partita di Vittorio Veneto. Esatto Nicola, sì, sempre qui a Serravalle, siamo con Giuseppe Montuori, Fratelli d'Italia. Il successo di Fratelli d'Italia anche nel nostro territorio è senz'altro frutto anche del lavoro che l'ha vista alla guida, no? A livello provinciale. Tanto commentiamo il dato delle europee. Il dato dell'Europeo è un dato eccellente che vede il Veneto, prima regione in Italia, come lo fu per le politiche, quindi insomma vanno fatti i complimenti a tutti i candidati che si sono spesi per questa campagna elettorale, a tutti i militanti che hanno sostenuto i candidati e a Giorgia Meloni che ovviamente ha fatto il suo. E un merito va anche importante al nostro coordinatore regionale De Carlo che insomma per la seconda volta è il coordinatore che vede la regione Veneto prima in Italia come numero di preferenze, come percentuale di voto, quindi un grande successo. Siamo qui a Vittorio, lei è vittoriese, come vede questa sfida? Voi con la Lega avete tenuto compatto un centrodestra da cui invece Forza Italia ha deciso di uscire. Il centrodestra per Fratelli d'Italia va sempre tenuto compatto, anche Claudio Borgia ha fatto questo lavoro in maniera indefessa durante tutto il periodo, poi purtroppo non sempre si può ottenere quello che si vorrebbe. A Vittorio è uno di quei casi in cui il centrodestra va diviso e dove Forza Italia più una componente spaccata della Lega sono uscite insieme a parte dell'amministrazione precedente per andare a costituire una nuova lista. Noi ovviamente teniamo la posizione perché riteniamo che la squadra vincente non vada cambiata, quindi il centrodestra vince in Europa, vince in Italia, vince in regione, ha vinto nelle province, ha vinto in moltissimi comuni e avremmo voluto che vincesse anche Vittorio Veneto Unita. Ora lo scenario è abbastanza complesso perché essendoci tre liste, tutte che partono con basi di partenza abbastanza robuste, sarà da attendere almeno i primi risultati dei seggi per capire come ci stiamo posizionando. Ovviamente Giovanni Braido ha fatto un grandissimo lavoro e speriamo che questo lavoro possa essere utile per vederci sicuramente al ballottaggio come noi auspichiamo. Un ultimo passaggio su Tony Darè, quanto peserà secondo lei? Io non saprei misurare Tony Darè. Tony Darè è stato quando era nella Lega sicuramente un leader, poi quando si esce da un partito si tende anche a perdere quella appeal che si ha sugli elettori. Non lo sottovalutiamo, è un dispiacere perché Tony è anche un amico, l'avremmo voluto vedere con noi, ma insomma potrebbe esserci anche l'occasione per ricompattarci in qualche modo dopo l'esito del primo turno. Ecco, tra l'altro noi stiamo parlando tanto del centrodestra, ma qui a Vittorio non è escluso che davanti si trovi alla fine del primo turno la Baliana. Certo, il centro-sinistra a Vittorio è storicamente molto forte e quindi non c'è dubbio che la Baliana possa anche trovarsi davanti al primo turno. Quello che sarà importante è capire la gestione poi del secondo turno per noi del centrodestra. Benissimo, grazie a Giuseppe Montuori e restituiamo la linea a Nicola. Lina, adesso allora poi fammi capire quando hai Gian Antonio Darè, perché Darè è proprio si sentirà tirato per la giacchetta, insomma sia Paolin che Montuori da due punti di vista diversi. Ecco Nicola. Dimmi. Nicola, la faccio io una domanda a te, ma secondo te Tony Darè si fa vedere prima di sapere qualche numero? Io credo proprio di no, perché l'abbiamo appena contattato, hai ragione, fra un po' mi ha risposto. Conoscendolo, però insomma il grande interrogativo è cosa succede insomma in caso di ballottaggio o in un caso o in un altro. Allora vediamo. Va bene, allora resta abbiamo qualche numero, Trubian? Dai, qualche numero su Vittorio. Informalmente mi dicono... Aspetta, informalmente, dai, informalmente. Sono esiti un centinaio di voti in un seggio per Braido, 200 voti per la Baliana e un 85 voti per Gianluca Posocco, però voglio dire sono
sono numeri assolutamente informali e parziali e dunque credo si debba attendere ancora un po'. Certamente, però insomma danno già un po' un'idea. Nicola, a te. Grazie eccolo qua, lo vediamo da noi abbiamo questo dato, Comune di Vittorio Veneto, aspetta un attimo, eccolo qua. Beh no, forse è un dato ancora più parziale rispetto a quello che diceva Trubian. Da Eligendo, sito del Ministero dell'Interno, una sezione su 33, vediamo, ma sono davvero pochissimi, 41% Posocco, 33% Balliana, 25% Braido. Ma parliamo proprio di manciatissime di voti, scusate l'italiano un po' un neologismo, però veramente poche manciate di voti, però questo dice il sito del Ministero dell'Interno. Allora, in attesa di collegarci con altri ospiti, però vorrei, vediamo anche la grafica di prima di Cimadolmo, adesso abbiamo aggiornato anche Cimadolmo, eccolo qua. Una sezione su 3 e come vedete insomma Ministeri si sta avviando al terzo mandato come sindaco a Cimadolmo. Allora, in attesa di collegarci con gli altri però, il dato delle europee che abbiamo discusso con Ferdinando Avarino, con Christian Boit e con i loro ospiti, si riflette, resta aperto. Allora, ci sono cose importanti che sono state dette anche durante la prima parte della diretta. Pauline, vado subito tranchant. Oggi o con questo risultato la Lega ha perso la regione? È ancora lunga la partita. Certamente il risultato di Fratelli d'Italia è un risultato importante perché conferma quello delle politiche. Però la politica ci ha insegnato che i campi minati sono lunghi da attraversare, quindi certamente oggi può essere favorita Fratelli d'Italia, però noi non siamo così pessimisti, anche perché mi permetto di far notare che noi offriamo candidati a tutti. Ricordo che la Andretta l'anno scorso era della Lega, Bortolato pure, e quindi vuol dire che la Lega è un vivaio di buoni amministratori e li dà anche li cede, quindi oltre ai buoni risultati abbiamo anche i nostri che si candidano anche in altre liste, quindi non vedo adesso la partita della regione sarà più una partita mediatica, ma come ci ha insegnato l'elettorato anche in questa tornata, che vede alle europee un italiano su 2 recarsi alle urne, ci sarà da riflettere piuttosto sui contenuti e sulla disaffezione che ormai c'è nei confronti dei partiti. Sentivo prima, e avrei voluto intervenire sul candidato di Noale. Io ho sempre stima altissima su chi ci mette la faccia, però ho poca fiducia sulle liste civiche. C'è questa demonizzazione dei partiti. Lui ha detto a Noale i partiti hanno deluso, ma ricordo sempre che i partiti, è la gente che fa parte dei partiti, quindi delude sono i singoli. Il partito è un contenitore che deve funzionare, che deve dare delle risposte. Le liste civiche le considero tante volte una forma di nascondersi per cercare di prendere dei voti. Io sono per i partiti, uno si mette la maglietta di Fratelli d'Italia, della Lega e va a sottoporsi al giudizio della gente, perché è troppo facile dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte con le liste civiche e cercare di prendere voti dappertutto, magari quando il tuo partito ha fatto scelte. Ad esempio ricordo che Forza Italia sostiene la von der Leyen in Europa e quindi dovrà spiegare agli agricoltori determinate scelte, e io ho stima di chi milita all'interno di un partito, si mette la maglia e ne porta onori e oneri. Allora, mentre Pauline parla, giustamente ha detto questa cosa importante, lasciamo un secondo, voglio far vedere anche se siamo a livello di parzialissimi, 1 su 41, però insomma vedete 41,67 Roberto Campagnolo, cioè il candidato di centro
sinistra con il Movimento 5 Stelle, insomma il PD e le civiche, e poi anche questo è un altro caso di un centrodestra che si è spaccato. Ma è un seggio ospedaliero come quello di Vittorio Veneto, quello che hai fatto vedere prima. Sì, certo, sono molto parziali, certo, è giusto per dare... È giusto per dare una prima rinfrescata, dai, così ne parliamo. Allora, Pavanetto, Conte in diretta prima con Cristian Arboit e Ferdinando Avarino ha detto una cosa importante: è giusto che Fratelli d'Italia con questi numeri metta in campo il suo candidato, ma è altrettanto giusto che la Lega metta il suo candidato, perché tutti devono avere la possibilità di proporre un candidato. Che vuol dire secondo lei? Che la Lega non molla? No, io credo che quando si fa una coalizione ogni componente della coalizione abbia il diritto di mettere il proprio candidato sul piatto, però io dico una cosa, cioè, se la coalizione è composta da 3 soggetti, in questo caso o 4, che dir si voglia, insomma, cioè, quindi da Forza Italia, da Lega e da Fratelli d'Italia, che mettono sul piatto un proprio candidato, non è detto che quello che ha il partito di maggioranza relativa possa avere il migliore, quindi poi bisogna fare sintesi. Io penso che su questo, e l'ho detto l'altra volta, però ci sia una responsabilità, cioè non dare per scontato che siccome storicamente il Veneto è della Lega, automaticamente debba per forza esserci un candidato della Lega. E viceversa potrebbe esserci un buonissimo candidato di Fratelli d'Italia, non solo per la volontà popolare stessa, ma perché in questo lungo percorso di elezioni amministrative i vari diciamo, possibili candidati sono coloro i quali hanno guidato questa transizione, cioè il portare il partito dallo 0, al 30 e rotti per cento come in questo momento. E quindi penso che Fratelli d'Italia abbia il dovere, quindi non parlo per gli altri, ma Fratelli d'Italia nell'ambito della coalizione abbia il dovere in ogni realtà di poter esprimere una candidatura. Dopodiché bisogna fare sintesi e capire qual è la scelta migliore. Su Porto Gruaro, per esempio prima abbiamo fatto questo esempio, potevamo benissimo calcare la mano e dire no, tocca a noi perché il risultato e perché comunque sono già due elezioni che il risultato arriva, magari anche per gli errori che ha commesso l'alleato Lega, però poi quando ci siamo seduti e abbiamo fatto sintesi, i locali in particolar modo hanno capito che forse era meglio andare via uniti e quindi hanno scelto un candidato che non era quello del partito di maggioranza relativa, e penso che questo sia significativo di un centrodestra maturo, ma anche della linea di governo che il Presidente Meloni continua a dettare in questo momento. Allora Paolin, è lo stesso leitmotiv, cioè della lealtà, no? Della lealtà che tanto la fece infuriare in una trasmissione proprio a Ring con me in diretta, e c'era Giuseppe Montuori, no? Cioè noi siamo sempre stati leali e anche la Lega deve essere leale, insomma, poi con numeri alla mano come questi. Lei invece dice che ha ragione Mario Conte, che la Lega comunque deve presentare il suo candidato, però come dicevo prima a Pavanetto, alla fine bisogna andare al vedo. È chiaro che poi decidono le segreterie, per cui però... No, ma allora, giustamente come diceva il collega, la scelta del candidato sarà frutto di una valutazione su chi realmente è il miglior candidato da proporre. Logicamente Fratelli d'Italia partirà da una posizione, gode di questa come si può dire, ma ancora le nozze sono fresche, quindi c'è ancora il favore, e lo hanno confermato con il risultato di oggi. Però poi la politica ci insegna che cambia velocemente. Ricordo che in poco tempo qui in Veneto abbiamo visto il 40% di Renzi, il risultato di 5 Stelle, il risultato nostro, e adesso tocca a Fratelli d'Italia. Io mi infuriavo in quella trasmissione, se ricordi, perché c'era mancanza di fair play da parte di Flavio Tosi, mi riferivo in generale, e su quella pratica che io che ho 30 anni di movimento, è molto recente, quella di rubarsi i candidati e intestarseli. Su questo io ti dicevo che con Berlusconi queste cose non sarebbero mai accadute. Se uno lascia un partito, non è che il partito di coalizione lo prende e lo candida. Quindi era riferito a questo. Dopodiché sul discorso regionale la Lega ha fior di candidati, perché l'ho detto prima, ha un vivaio nutritissimo di giovani amministratori, tra cui Mario Conte ne è l'espressione tra le più
diciamo in forma, quindi anche là ci sarà una trattativa e verranno valutate le possibilità di vincere meglio e di poter dare al Veneto le risposte che merita e che Chiarissimo. Va bene. Allora, visto che ha tirato in ballo, nel frattempo saluto e ringrazio, ci ha raggiunto Giovanni Zorzi, Partito Democratico, segretario provinciale a Treviso. Buon pomeriggio. Buongiorno a tutti. Di corsa trafelato. Molto. Allora, Cristina Andretta, che fra poco ci lascia e ci dà il cambio con Fabio Chies. Andretta, ha tirato in ballo Tosi, Paolin. Tosi che peraltro è un altro che si è proposto e si potrebbe proporre tranquillamente per le regionali 2025. Beh, Tosi ci ha dato veramente un grande lavoro di squadra e ha raggiunto un risultato straordinario. Giuseppe Paolin, che saluto e ringrazio, però ha detto due cose che non posso non sottolineare. E a lui ha ricordato giustamente che io ho fatto parte anche del partito della Lega, ma quando avevo bisogno dell'appoggio della Lega, nel momento della riconferma, finiti i miei 10 anni di mandato da sindaco, hanno preferito fare un altro viaggio e un altro percorso. Quindi che la Lega oggi si ricordi di me oggi, fatalità, insomma mi lascia un po' sorridere. Perdonami Giuseppe, ma lo dovevo dire, non ce l'ho con te, ma insomma era un ragionamento che sicuramente mi veniva da sottolineare perché mi fa un po' sorridere. Scusami Cristina, cioè la mia non era una critica, anzi conosco bene le vicende, conosco bene la vicenda di Vedelago, so anche il passato quando tu sei arrivata e dico che però cioè non è che si abbandona, il mio rammarico è che quando c'è un segretario che opera, alla fine l'allenatore sceglie chi va in campo. Chi non va in campo non è che abbandona la squadra, ecco il mio dispiacere e questo lo sottolineo da uomo di partito che tiene, ti avrei voluta sicuramente tra le nostre file su questo. Guarda, grazie per quello che hai detto, perché sicuramente nei tuoi confronti io ho una grande stima e per cui non ho nulla da dire. In realtà è stata una partita che si è giocata a Vedelago, così come altri comuni in questo momento, dove sicuramente il centrodestra a volte si prende delle strade differenti e magari a volte si dimentica il territorio, cosa che invece non sta facendo e non ha fatto il nostro coordinatore regionale Flavio Tosi, che ha saputo ricostruire il nostro partito a livello veneto e ci ha dato questa opportunità anche di ripartire dai territori. Il mio lavoro è stato un grande lavoro di squadra, abbiamo corso assieme a stretto fianco con Fabio Chies, che è il nostro coordinatore provinciale, ma non eravamo solo noi due, siamo davvero ripartiti a ricostruire una grande rete e ripartendo proprio dal territorio, perché non ci si può ricordare, anche in questo caso, di Europa solo quando ci sono le elezioni o la campagna elettorale, ma di Europa bisogna ricordarsi sempre, ma soprattutto bisogna ricordarsi che a noi resta il compito di avvicinare la politica alla gente. Non è che possiamo dire alla gente che doveva andare a votare perché è un diritto che ci siamo guadagnati negli anni e che sicuramente magari oggi stiamo un po' perdendo questa affezione, questo impegno. È il nostro compito di chi sta rappresentando, di chi fa appunto ha dei ruoli di rappresentanza o ruoli politici, che deve fare un passo indietro e ricostruire proprio del territorio. Solo se saremo vicino a loro probabilmente si ricostruirà qualcosa, non solo politicamente ma anche nei confronti della politica stessa. Paolin. Sì, condivido. Il mio ragionamento è un ragionamento che parte dalla militanza e mi rendo conto che tante volte la difficoltà di gestire i rapporti umani provocano queste fratture. Ecco, io mi ricollego al passato in cui c'era più disciplina di partito, c'era io ripropongo sempre l'esempio di chi va in campo e chi non va in campo su una squadra di calcio. Logico che chi non va in campo è dispiaciuto, anch'io ero fra i candidati in Parlamento e non sono stato eletto, per questo non ho abbandonato il partito e soprattutto quando vedo il valore dei nostri candidati, della gente che ci mette la faccia e stiamo parlando di amministrazioni comunali dove non è che c'è da prendere tanti onori.
gli oneri sicuramente superano gli onori, quindi fare amministrazione, gestire un partito e gestire le risorse umane del partito è un mestiere molto difficile. Direi che è più facile fare il parlamentare che fare il segretario di partito. Fare il segretario di partito è un compito difficile perché deve saper dosare i rimproveri con i premi e soprattutto valorizzare soprattutto le risorse umane, le persone e gli amministratori. Allora, Andretta, ci dica lei quando ci deve lasciare. Per me potrebbe restare tutto il pomeriggio, però mi dica lei. Devo andare, infatti vi saluto, ringrazio, ma devo proprio scappare. Ma quindi Fabio Chies prende il suo posto seduta stante? Perfetto, allora lo salutiamo. Sì. Fabio? Ecco, allora c'è il cambio. Allora, mentre c'è il cambio, vediamo due schermate intanto, Ponzano e Maserada, ovviamente parziali. Ponzano 1/12, Antonello Baseggio, il centrodestra, diciamo unito 53 e 34, Renzo Trevisan 27 e 26%, Marco Durante 19 e 19,4%. Poi Maserada, vediamo se si vede Maserada, eccola qua, 1/10 con Lamberto Marini a 68 e 23, e quindi questo solco importante con la rientrante, insomma è tornata in campo il Floriana Casellato a 31 e 77. Subito saluto e ringrazio intanto Fabio Chies che si è collegato, eccolo qua, mentre Cristina Andretta ci saluta. Rieccoci Chies. Andiamo da Ilaria Marchiori che è in coda con Michele Celeghin a Noale. Sì, eccoci qui, ci siamo spostati. Benvenuto Michele Celeghin. Allora, innanzitutto diamo un po' di numeri. Siamo a 2 sezioni su 16. Come sta andando? Anche se ovviamente sono poche. Ma allora, siamo in attesa dei dati di almeno la metà delle sezioni. Ecco, io sono sempre molto rispettoso di quello che decidono i cittadini di Noale. Noi abbiamo messo e ci stiamo mettendo tutto l'impegno che era giusto dare per questa nostra importante e bella città. Quando avremo almeno la metà, penso, dei seggi scrutinati, penso che potremmo dire qualcosa di così affidabile e serio. Per adesso posso solo dire che abbiamo fatto un grande lavoro di squadra, che i ragazzi si sono comportati veramente molto bene, hanno dato anima e corpo per questa campagna elettorale forte, importante, per noi partita un po' in ritardo, ma che sicuramente ha segnato questa città, che ha visto per la prima volta peraltro 4 candidati sindaci in lizza per le amministrative. Ecco, infatti è proprio questa la mia prossima domanda. 4 candidati non sono pochi, abbastanza probabile che si vada al ballottaggio? Ma io penso che questo sia l'unico dato quasi assolutamente certo, nel senso che con 4 candidati è molto probabile che insomma ci sarà un ballottaggio, vedremo tra chi e chiaramente poi faremo tutte le valutazioni del caso. Io sono un uomo di centrodestra, la mia coalizione è una coalizione che ha Coraggio Italia, la mia lista civica, per cui evidentemente noi guardiamo e puntiamo a un ambito che è quello che abbiamo sempre rappresentato. Ecco, tra l'altro per lei è un ritorno alle origini. Ma guardi, sì, fino a gennaio non erano nei miei pensieri, poi sollecitazioni di amici e tante persone che me l'hanno chiesto, insomma, hanno fatto sì che abbiamo messo su queste 2 belle, importanti liste e con le quali abbiamo ragionato e ci siamo confrontati con i cittadini. Ecco, per me l'esperienza più bella e principale è sempre quella di riuscire nella campagna elettorale ad incontrare gente. Ho sentito a tutti meno social e più incontri con i cittadini, perché nei social si può anche far finta di non essere quelli che si è, mentre nel momento in cui ci si guarda negli occhi la gente ti riconosce, ti conosce e soprattutto hai la possibilità di ascoltarli e capire veramente quali sono le problematiche che poi le amministrazioni devono affrontare. E per quanto riguarda l'affluenza qui a Noale? Devo dire che il dato è un dato che rattrista sempre un po', perché vedere anche rispetto a 5 anni fa
che quasi 1 migliaio di noalesi non si sono presentati al voto, ecco, fa riflettere soprattutto in virtù del fatto che nel momento in cui i rappresentanti che si candidano magari, ecco, fanno delle promesse che non sempre vengono mantenute, questo crea disaffezione. Allora, la fiducia dell'elettore va conquistata con i fatti, non con le parole, non con le promesse. Dico sempre: diffidate di quello che dicono nelle campagne elettorali e pensate molto di più a tutto quello che viene fatto durante l'amministrazione pubblica. Questo è importante. Ecco, Nicola, mi chiedeva Michele Celeghin se Lucas Pavanetto è ancora in studio con voi. È ancora in studio, fate allora dialogate, è ancora in studio, se vuole chiedergli qualcosa. C'è ancora? Sì, beh, me lo salutate. Ciao Michele. Ecco. Abbiamo fatto un po' di anni assieme come coordinatori provinciali di partiti del centrodestra, io di Forza Italia, lui di Fratelli d'Italia, insomma, quindi lo saluto caramente. Ho visto che ha fatto anche un ottimo risultato da un punto di vista di europei, quindi congratulazioni, e direi bene così, insomma, ecco, sicuramente per quanto riguarda la sua compagine e anche il partito che lui rappresenta. Ecco, Grazie, se non ci Michele. sono domande, allora io ringrazio Michele Celeghin, noi continuiamo a rimanere qui a Noale, ci spostiamo e richiederemo la linea a breve. Va bene, peraltro insomma, Celeghin l'ha detto, cioè, l'apparentamento è già pronto in caso, l'alleanza per l'eventuale ballottaggio c'è già. Allora, Giovanni Zorzi, intanto volevo chiedergli qualcosa su Vittorio Veneto, qualche indiscrezione, poi anche a lei chiedo, come ho chiesto ai nostri ospiti, insomma è vero che ci concentriamo sulle amministrative, ma quello che è successo sulle europee non si può non discutere. Ci dicono che a Vittorio Veneto potrebbe essere, tutto parziale, in vantaggio la candidata Mirella Balliana, è così? Vi risulta? Dati parziali, lo scrutinio è in corso, però sembra di sì, sembra che insomma, il trend che avevamo visto, percepito parlando con le persone di Vittorio Veneto si stia manifestando attraverso appunto questo consenso che sta registrando. Adesso siamo ancora chiaramente agli inizi dello spoglio e vediamo, però sì, al momento sembra che sia così. Ecco, mi fate vedere la schermata di Vittorio, noi siamo ancora fermi a quella, ovviamente, a quell'unica sezione, perché è quella che è certificata, diciamo, poi anche dal sito del Ministero, con un Posocco in vantaggio, ma davvero parzialissima, però insomma da quanto pare è cresciuta, insomma, Balliana, e quindi si potrebbe profilare, ma stiamo veramente parlando del sesso degli angeli, di questo famoso primo turno con il centrosinistra ed eventualmente Posocco, ma insomma è davvero molto presto. Partito Democratico, europee, è stato un voto importante, è stato un voto che ha legittimato qualcosa. Cosa ha legittimato? È un voto importante perché l'Europa è importante, può sembrare una frase retorica, però lo ripeto, l'abbiamo ripetuto in queste settimane, continuo a ripeterlo anche nella giornata odierna, nelle varie dichiarazioni. Cioè, purtroppo abbiamo visto un'affluenza molto limitata, in provincia di Treviso un trevigiano su 2 non è andato al voto, e questo ci dispiace molto perché, ripeto, l'Europa è molto importante, molto di più di quello che si può pensare, condiziona da vicino le vite quotidiane delle nostre comunità, e quindi questo ci dispiace, che non sia passato il messaggio, il significato reale di quanto i cittadini possono incidere sulle grandi scelte europee. Purtroppo credo anche che, come ho già avuto modo di dichiarare, abbia inciso anche molto la strategia comunicativa degli avversari, in particolar modo della Lega, che l'ha buttata letteralmente in cacciara con i manifesti al limite del ridicolo. Se pensiamo a quello sui tappi nelle bottiglie, assolutamente indecorosi per l'importanza che ha l'Europa. Andiamo a dirlo, a chiederlo ai ragazzi che stanno manifestando in Georgia in queste ore quanto sia ridicola l'Europa oppure no, per capire esattamente invece che l'Europa è una cosa seria. Quindi ci dispiace innanzitutto per la scarsa affluenza. Per quanto riguarda invece il nostro risultato, è chiaro che rispetto ai sondaggi della vigilia noi registriamo a livello nazionale una crescita di consensi importante. Ci schiodiamo dal 19% e arriviamo al 24% e oltre per cento. Quindi un risultato che dal mio punto di vista è frutto senz'altro di una campagna elettorale condotta sui temi che interessano le persone. Abbiamo parlato molto di salute, abbiamo parlato molto di salario, abbiamo parlato molto soprattutto di Europa e di come l'Europa può darci una mano su questi fronti. Abbiamo parlato di cambiamento climatico.
e l'abbiamo fatto grazie a degli ottimi interpreti. Credo che uno dei meriti di questo risultato vada senz'altro alle candidature che abbiamo messo in campo in questa campagna elettorale. Abbiamo messo in campo dei nomi di grande qualità che rappresentano perfettamente quella che è la pluralità della nostra comunità politica, e questo ci ha dato grande forza, e credo, alla luce del risultato di ieri sera, che si ribadisce una cosa che forse fino all'altro giorno risultava non propriamente così scontata, però che qualsiasi alternativa credibile al governo di destra non può che avere come perno imprescindibile il Partito Democratico. Allora, Pauline voleva fare ha tirato in ballo la Lega, adesso vengo anche da Lucio Zanato, vuole dire qualcosa a Zorzi? Sì, no, ognuno fa la campagna elettorale che più ritiene opportuno. Potrei ribadire che certe scelte dell'Europa sono imbarazzanti. Ognuno ha la sua posizione e fa la campagna elettorale che più ritiene opportuna. Il PD sicuramente ha fatto un buon risultato, questo bisogna riconoscerlo, però mi permetto di far notare che ha drenato i voti dai 5 Stelle, un po' come accade nel centrodestra con la Lega, che ha prestato un po' di voti alle altre forze. Quindi sostanzialmente non vedo grossi cambiamenti. Sì, la buona performance del PD l'hanno fatta a scapito del Movimento 5 Stelle. Ma è un dato di fatto quello che dice il buon Beppi Paolin, nel senso che noi viviamo, che se ne dica, in un contesto di fatto bipolare, di bipolarismo politico abbastanza evidente, ma dai tempi ormai della Seconda Repubblica, che ci sia un centro-sinistra e un centrodestra che si contendono la maggioranza degli italiani mi pare evidente, tant'è vero che alle ultime politiche, se non sbaglio, il centrodestra compatto ha ottenuto comunque il 44% dei consensi, quindi vuol dire che l'altra parte risulta essere comunque un fronte su cui si può costruire una coalizione assolutamente competitiva, e questo è, credo, l'obiettivo nostro, così come dall'altra parte l'obiettivo della Lega, di Fratelli d'Italia. Quindi che ci sia un travaso di voti può esserci, la vedo difficile qui al nord, perché i 5 Stelle non sono mai stati così forti da poter essere in qualche maniera un serbatoio da cui attingere. Vedo senz'altro che c'è un rafforzamento del Partito Democratico, dall'altra parte vedo invece una perdita di consensi da parte di quelle forze centriste che tra l'altro neanche riescono a centrare la soglia di sbarramento, e dall'altra parte certo il risultato negativo dei 5 Stelle, questo è sotto gli occhi di tutti. Per questo torno a ribadire che qualsiasi coalizione che si voglia impostare, qualsiasi progetto che si vuole costruire per arrivare ad un'alternativa credibile al governo di Giorgia Meloni deve passare attraverso quella che è la principale forza del centro-sinistra, cioè il Partito Democratico. Allora, vi faccio vedere dal sito del Ministero anche questo dato di Cisone di Valmarino. Da Cristina da Soler, una sezione su 3, Cristina da Soler 72,58%, Unione Popolare Progressista Cisonese con Dante Pilat 27,42%, cioè verso la riconferma di Cristina da Soler a Cison di Valmarino. Mi pare che ci fosse, facciamo velocemente Lucio Zanato e poi Lina Paronetto. Lucio Zanato a Mogliano con, abbiamo visto prima, Davide Bortolato. La sfidante donna di Bortolato e Nilandi è Giuliana Tocket, che è stata assessora con Davide Bortolato. Vai Lucio. Esatto, noi siamo venuti qui prima di andare da Nilandi, siamo venuti qui proprio perché abbiamo percepito che il vero, fra virgolette, problema di Bortolato è Giuliana Tocket. Perché? Perché potrebbe drenare i voti del centrodestra. Allora siamo venuti e stiamo entrando nel quartiere generale di Giuliana Tocket e troviamo Giuliana Tocket che sta cominciando a vedere l'arrivo dei voti. Allora, intanto buongiorno Giuliana. Mi prendo una sedia così siamo alla stessa altezza. Come sta andando lo spoglio? È ancora un po' prematuro, abbiamo solo qualche seggio che ha concluso lo spoglio, i seggi più piccolini, tipo il seggio 24 dove votavano tanti stranieri e quindi poca affluenza. Come sta andando invece per lei? Così e così, è prematuro. I nostri rappresentanti mi scrivono che in qualche seggio sono in pole position, in qualche seggio sono un po' indietro.
Ecco, invece gli altri due, visto che lei ha i dati, cioè Nilandi e Bortolato? Diciamo che è in vantaggio Bortolato per il momento. Non sappiamo le liste di appoggio, io vedo soltanto i candidati sindaco, per cui in questo momento diciamo Bortolato sta andando bene. Ecco perché poi per Bortolato diciamo il vero problema forse era proprio lei, perché drenava i voti del centrodestra. Lei dice? Potrebbe essere che io prendo di qua e di là, sono proprio nel centro, quindi gli indecisi, quelli che non si riconoscono nelle liste politiche potrebbero aver deciso diversamente, quindi potrebbe essere sia a destra che a sinistra. Quali sono gli argomenti che hanno funzionato secondo lei in questa campagna elettorale a Mogliano? Beh, innanzitutto la città vuole la sicurezza e quella l'abbiamo detta tutti e la gente ci ha ascoltati, perché proprio è la paura di quello che avviene in città, soprattutto di sera, le baby gang. Questo è un argomento proprio che interessa tutta la città. Poi l'argomento tristemente noto dell'ex Nigi, perché lì ci sono pareri discordanti, la gente ha paura del traffico, ha paura che i negozi di prossimità possano chiudere perché c'è il grande supermercato. Quindi diciamo cose pratiche, la politica fino a un certo punto anche no. No, la gente vuole fatti, non parole, vuole vedere quello che fa un'amministrazione, quindi l'amministrazione deve dare conto a quello che la città chiede. Le strade manutentate, il verde decoroso e soprattutto, e ripeto, la sicurezza. Questa è proprio una cosa importantissima. Lei è stata assessore sociale, il sociale non ne hai sentito? Sì, il sociale hai sentito e a me hanno parlato soprattutto di sociale e ancora adesso, nonostante io non sia più l'assessore, mi chiamano di sera per avere un aiuto e da me l'aiuto ci sarà sempre e il sociale sarà sempre il mio cavallo di battaglia perché è nel mio DNA, non posso lasciarlo e ho cercato di dare più attenzione ai giovani perché i giovani hanno bisogno di essere coinvolti e per loro sarà il futuro e saranno i nostri amministratori di domani. Vista da fuori, secondo lei quanto sta trainando Bortolato diciamo, il successo del centrodestra alle europee e quanto invece l'operato da sindaco? Io credo che molto incida anche in questa tornata le votazioni europee. Non a caso in questo comune abbiamo avuto il 59% dei votanti per le europee e in questo caso abbiamo visto che Fratelli d'Italia ha un'elevazione piuttosto sostenuta, quindi penso che anche questo sia un trainante anche per Bortolato. Secondo lei quando è che si saprà diciamo così, se c'è ballottaggio, se c'è primo turno? Un paio d'ore? Sì, penso di sì. Se le cose sono lineari, se non ci sono voti disgiunti, se non ci sono i rappresentanti di lista che si puntano su una cosa, io credo che sì, per le 5 dovremmo avere già i risultati. Nicola, 6 domande? No, grazie davvero. Allora proiettati da Giacomo Nilandi, così abbiamo il quadro dei 3 candidati. Nel frattempo, e dopo lo commentiamo, Roberto Marcato, tornando alle europee, posta questa frase, non so se la possiamo vedere dal PC. Dal PC è abbastanza indicativo, non so se lo riusciamo, eccolo qua. Mettiamoci una decima sopra. E tu ogni riferimento è proprio casuale e adesso lo vorrei far commentare anche a Paolin. Prima però andiamo a Vittorio Veneto, Antonio Miato, il sindaco uscente che di fatto appoggia Gianluca Posocco. Lina. Eccoci Nicola, sì, sindaco uscente e se non succede qualcosa di eclatante, sindaco ancora per 15 giorni, vero Miatto? Sì, presumibilmente ci sarà bisogno di un ballottaggio e quindi il mio compito si prolunga un pochettino, poco ma. Anche se lei appunto non ha voluto fare il secondo mandato, cedendo il passo quantomeno come sostegno a Gianluca Posocco. Sì, senza tradire nessuno, perché questa mia volontà di fare un giro solo l'avevo manifestata ancora all'inizio del mio mandato. Ho ceduto e ci sono stato, ho fatto del mio meglio e adesso i 5 anni sono passati, per cui ce ne saranno dei più bravi di me che mi seguiranno. Allora senta, stanno arrivando le prime anticipazioni dai seggi e si profila al momento un possibile ballottaggio Balliana-Posocco. Beh, direi che è un po' prestino e direi che è poco rispettoso l'anticipare troppo il risultato finale. Sì, è vero, dalle primissime indicazioni, ma aspettiamo naturalmente almeno un po' prima di dare un risultato che potrebbe essere quello definitivo.
diciamo così, che non piace è la bassa affluenza. Questo trend nazionale è presente anche qua da noi, però da noi nella Pedemontana direi che vale la pena anche di ricordare il fatto che è una terra di emigrazione, per cui è sempre elevato il numero degli AIRE, cioè dei residenti all'estero, e quindi praticamente impossibilitati a votare. A Vittorio ne abbiamo quasi 5.000, quindi lei pensi, se soltanto non ci fossero fra gli aventi diritto al voto, le percentuali sarebbero già più interessanti. Ci sono comuni come a Cison, che sono poco più di 3.000 abitanti e quasi 2.000 sono residenti all'estero, quindi per forza le percentuali non possono crescere. Quindi bisogna depurare, ecco, questo numero che rappresenta la bassa affluenza anche di questo fattore. Certamente. Senta, ma questi, allora abbiamo visto un 32% di Fratelli d'Italia alle europee, un 11% della Lega. Intanto un commento veloce su questo dato. Diciamo così, siamo ormai abituati, a più riprese abbiamo visto che c'è un pifferaio magico che attira l'opinione della gente che magari è meno attenta ai fatti propri del proprio comune e più attenta ai messaggi generali che arrivano. L'abbiamo visto all'epoca di Renzi, quando il paese l'ha seguito, l'abbiamo visto qui 5 Stelle, adesso lo stiamo vivendo nel momento di Fratelli d'Italia, ai quali io auguro naturalmente di L'abbiamo visto anche con Salvini. L'abbiamo visto anche con Salvini. L'abbiamo visto anche con Salvini, esattamente, è vero. E quindi sono mode del momento che meglio si esprimono magari per le europee. Noi ci auguriamo, come sembra, che i nostri cittadini abbiano pensato con la propria testa e guardando la propria realtà guardino chi sono coloro che si sono proposti e sappiano scegliere il meglio per la propria città. Le primissime indicazioni sono quelle che ha detto lei. Ci auguriamo che restino queste, di più non posso dire al momento. Allora, Lina, e dopo si vedrà eventualmente tra 15 giorni. Tra 15 giorni ci sarà un altro stress da vivere. Un altro stress. Se puoi passare l'auricolare a Miato, e non so se Giuseppe Paolin voleva dire qualcosa a Antonio Miato. Paolin. Prima lo ha evocato. Sindaco, perché Giuseppe Paolin vuole dirle qualcosa. Sentiamo. No, perché ho pronto, Beppi. Paolin saluta Miato. Ho sentito Miato saluta Beppi Paolin. Ho seguito che ha fatto il pifferaio magico. Permettimi il battuta e il dispiacere. Quindi vabbè, dai, vedremo come va. Va bene. Vedremo certamente come va, tutti ci auguriamo che il risultato finale sia quello più consono alle fortune di Vittorio Veneto, visto che vi parlo da qua. Certamente. Va bene, allora prima di andare ad Anna De Roberto e fare un altro giro qui, mi fate vedere qualche schermata per favore, perché ci sono dei risultati anche definitivi, credo, di alcuni. Ecco, ce ne dà uno di Reca al Duca Spavanetto, che è? Abbiamo il sindaco di Fratelli d'Italia a Fossalta di Piave, Alessandra Sartoretto è diventata sindaco di Fossalta di Piave. Perfetto, allora a Orsago leggo poco, scrutinio terminato, quindi il sindaco è Giancarlo Mion, è così? Sì, Giancarlo Mion con 44%, batte Alida Massarotto e Fabio Collot. Vediamo gli altri che abbiamo. Datemi qualche schermata così li vediamo direttamente. So che c'è Miane, forse definitivo. Anzi, scusate, Maser, dove Claudia Benedos fa il vuoto, 81,38% contro Sandro Zivelli, quindi la conferma anche del centrodestra compatto. Questo se lo aspettavate, insomma, lo aspettavate? Sì, a Maser sono stati bravissimi, anzi ho ringraziato Sandro per il coraggio con cui si sono messi in gioco per la loro lista. Interessante anche Miane, una sezione su 4 con Stefani in vantaggio 29,50, 29,5 su Angela Colmellere a 26,03, però c'è il
numero, il dato di Moreno Guizzo a 44,4% e siamo a una sezione su 4, quindi questo molto interessante. Altri risultati che mano a mano ci sono, abbiamo detto Fossante di Piave, sindaco Alessandra Sartoretto, sindaca di Fratelli d'Italia. Roccapietro è definitivo, Valerio Davare a 66,2% che batte Alessio Darman a 33,8%. Questo è Roccapietro e siamo nel Bellunese, affluenza 52,5%. Ce ne sono altri, fatemi sapere se ce ne sono altri. Forse mi dicono a Bassano del Grappa 2 sezioni, se mi fate vedere anche Bassano del Grappa, altra corsa molto interessante, 2 sezioni su 41, ovviamente sono molto parziali, ma il trend che vedevamo già prima con Roberto Campagnolo, quindi con il centro-sinistra 34 e quasi 3%, davanti a Nicola Finco, espressione di una parte del centrodestra, cioè Lega e Forza Italia, ovviamente poi con Civiche e Democrazia Cristiana, e poi invece Elena Pavan a 19,6%, Gianni Zen 9,48% e Roberto Marin 7,11%, quindi in vantaggio, meno per queste 2 sezioni, Roberto Campagnolo. Allora, forse abbiamo un flash da Anna De Roberto che poi torna a Portogruaro con uno dei sindaci. No, non ce l'abbiamo. Chies, non l'ho ancora sentita, grazie per essere con noi. Che quadro sta emergendo da queste prime battute sulle amministrative molto parziali? No, sta emergendo un quadro sempre complesso, come complessi sono tutti i quadri che riguardano le amministrative locali, che dipendono molto dalle situazioni contingenti. Devo dire che abbiamo avuto dei buoni riscontri, come ha detto Orsago, a San Fior, dove dei candidati come Mione, Gastone Martorell hanno vinto contro le amministrazioni uscenti. Sono quadri importanti che dimostrano come quando scegli il candidato giusto comunque alla fine la gente premia queste scelte. Stiamo cercando di capire adesso nei comuni più grandi, sopra i 15.000 abitanti, quali saranno le situazioni che ci si presentano, e penso che su quelli il ragionamento sia più politico, mentre sui comuni più piccoli molte volte sono ragionamenti appunto contingenti legati anche alla storia di quei comuni. Qual è il comune che, diciamo, la impensierisce di più? Di quelli più, diciamo, come diceva lei, più politici, tra virgolette? Sicuramente l'attenzione maggiore in questo momento è su Vittorio Veneto, perché per quanto riguarda Mogliano e Paese speriamo che le cose col centrodestra uniti siano abbastanza tranquille. Preganziola, aspettiamo di vedere la situazione, ma insomma l'incertezza maggiore penso dove siano puntati gli occhi e l'attenzione di tutti quelli che stanno facendo politica, probabilmente sono su Vittorio Veneto. D'accordo. Zorzi. Saluto Fabio e sottoscrivo le sue parole. Vittorio Veneto è anche il comune più grande dei 4 sopra i 15.000 abitanti che va al voto in provincia di Treviso, quindi mi pare evidente che l'attenzione debba essere rivolta lì, anche per le dinamiche che si sono sviluppate all'interno del centrodestra. Quindi sì, sono d'accordo con lui sul fatto che serve massima attenzione a Vittorio Veneto. Fra poco avremo Giacomo Nilandi. Mogliano è una partita molto interessante. Sì. A Mogliano il ballottaggio sarebbe già una prima vittoria, secondo lei? Io ricordo che a Mogliano perdemmo 5 anni fa al ballottaggio di 45 voti. Io credo che Mogliano sia una piazza che può continuare a darci grande soddisfazione. Al netto di quello che sarà il risultato, lo scopriremo tra poco. Io però veramente, come ho già avuto modo di farlo in più occasioni, desidero veramente ringraziare Giacomo Nilandi e tutta la squadra, perché hanno condotto una delle più belle campagne elettorali a cui abbia assistito da segretario provinciale. Veramente una campagna genuina, fatta di mobilitazione, a contatto con le persone, di semplicità, veramente bravi, e quindi io mi auguro che questo entusiasmo venga premiato, perché se lo meritano. Sì. E tra l'altro devo salutare Giovanni, sarà possibile? Giovanni? Sì, Fabio, sono qua. Devo salutarti e augurarti buon lavoro. Se posso farti una battuta, l'unico che è sicuro di andare al ballottaggio a Vittorio Veneto sei te, probabilmente. Io vi saluto per Torretta, vi lascio Giorgio Granello, che è il segretario di Treviso. Benissimo. Oggi è staffetta su Forza Italia, quindi lo dico anche per la regia, per la grafica. Ringrazio Francesca Pezzo, Andrea Basso e Mattia Pizzaia, ovviamente Francesca Bozza, Giorgio Granello, Forza Italia.
Allora, dovremmo avere un velocissimo flash Anna De Roberto e poi andiamo da Lucio Zanato. Anna De Roberto, credo a Telio Veneto? Esatto, Oscar Nicola, Cicutto, Telio Veneto, primissimo. Esatto, vai. Esatto. Vai. È la città metropolitana più piccola, Telio Veneto, il comune più piccolo della città metropolitana. Lei ha Oscar rieletto, ovviamente quorum raggiunto, però non se l'aspettava un numero così alto di persone che è andato a votare, quindi un quorum superato davvero molto bene. Sì, sicuramente questo fa molto piacere. I cittadini hanno risposto al nostro appello, hanno risposto all'appello per una comunità che sia unita, che sia ancora viva, dove non ci possa essere un commissario, ma un'amministrazione che si impegnerà, perché questo è un contratto che abbiamo firmato con i cittadini, che si impegnerà per risolvere i problemi e per dare futuro ai desideri dei nostri cittadini. Ecco, il sindaco ci raccontava che sono state annullate diverse schede però in questa tornata elettorale. Tra annullate e bianche sono circa un 10%, ci aspettavamo perché comunque capiamo la difficoltà, essendoci una lista unica, anche se è una lista civica aperta a tutto ventaglio. Però aspettavamo delle difficoltà, qualcuno non l'ha neanche ritirata la lista. C'è una forma di protesta? Sì, una forma di protesta, una forma di rispettimento verso la democrazia, qualcuno ci ha detto, ma per questo noi abbiamo detto cerchiamo di metterci l'impegno di fare una lista che sia aperta a tutto campo. In ultima battuta, Nicola, si ragionava insieme con il sindaco Cicutto di quanto la situazione di Portogruaro, quindi un comune ovviamente con più di 15.000 abitanti, sia una situazione in bilico e di quanto per tutti gli altri comuni del Veneto orientale sia atteso un grande cambiamento, perché il Covid, diceva Cicutto, ha fatto uno spartiacque. Come un primo cittadino ha gestito il periodo del Covid, questo sarà decisivo per la scelta dei propri cittadini di votarlo, quindi di confermarlo oppure no. Sicuramente questo è stato importante, come si gestiscono i vari problemi nei piccoli comuni, ma anche in comuni non molto piccoli come Portogruaro ha 24.000 abitanti, quindi sarà importante. Portogruaro è importante per tutto quanto il territorio, è il capomandamento, lo ricordiamo sempre, quindi noi ci aspettiamo qualcosa di buono da Portogruaro e stiamo aspettando che abbia finalmente un'amministrazione che aiuterà tutti quanti noi, anche i piccoli comuni e anche tutto quanto il territorio. Qui insomma un esito atteso. Ecco, da Telio Veneto è tutto, Nicola, noi poi tra poco ci spostiamo tra Fossalta di Portogruaro, Gruaro e Concordia Sagittaria. E poi devi tornare anche a Portogruaro perché stanno cominciando a scaldare i seggi. Voleva dire qualcosa Pavanetto, credo? Devo salutare Oscar, con il quale venerdì abbiamo chiuso la campagna elettorale a Telio Veneto e devo dire che è stato un buon amministratore, ma ha anche fatto un passaggio importante, perché la sua preoccupazione non era il risultato, era portare la gente a votare, non tanto per il fatto di avere un commissario, ma per il fatto di far partecipare più persone possibili, e ci è riuscito, e quindi complimenti Oscar e buon lavoro. Insomma, il lavoro buono anzi ripaga sempre. Il lavoro buono ripaga sempre, ha detto Pavanetto. Grazie anche a Lucas e a tutti quanti che ci hanno dato una mano, hanno creduto anche in noi e abbiamo sentito questo supporto e la cittadinanza ha riconosciuto. L'ha percepito. Nicola, è tutto Va da bene, Telio Veneto. allora a dopo. Allora fatemi vedere ancora un po' di schermate che sono passate mentre parlava il sindaco Cicutto, perché ce ne sono alcune interessanti. Ho visto Carbonera, ho visto, ecco, vediamo. Allora, tre Baseliche, siamo nel Padovano, 1 sezione su 12, Antonella Zoggia al 70%. E quasi 1%, sta nettamente battendo Agnese Pellai che è quasi al 30%, siamo in provincia di Padova. Vediamo altro, ho visto anche prima Carbonera se non sbaglio, vediamo cosa c'è nella prossima schermata. Eccola qua, Carbonera, Federica Ortolan 63,88%, quasi il 64%, 4 sezioni su 10 sta battendo Cristiana Sparvoli a 36,12%. Vediamo altro. Cosa abbiamo qui? Ecco, Fara di Soligo, interessante. Mattia Perencin, sindaco uscente, quasi al 90%, 3 sezioni su 7, quindi si sta avviando verso la riconferma. Contro Sana Ed Dami Viviani, che era stato un po' un caso particolare di questa candidata, diciamo che ha avuto un po' il sostegno diciamo di Lega e PD insieme, si è detto anche questo, diciamo un po' così. No, è una lista civica. La civica però, insomma, dove c'era una curiosa, una curiosa alleanza, diciamo. Dentro ci sono, all'interno della lista civica ci sono senz'altro militanti, tesserati, ma insomma lì è un progetto su Farra di Soligo, quindi non ha nessuna valenza politica, diciamo.
E mentre vedo qui a Vazzola dal sito del Ministero dell'Interno, quando ci sono 5 sezioni scrutinate su 6, quindi praticamente è fatta per Alessandro Brait al 70%, anche qui il centrodestra compatto contro Antonio Dal Colle, noi Vazzola al più o meno il 30%. Insomma, il centrodestra compatto sta portando a casa i risultati, insomma, per adesso in questi comuni. A proposito di centrodestra compatto, l'avversario principale, non ce ne voglia Giuliana Tocket, che però come abbiamo visto può essere ago della bilancia, è Giacomo Nilandi. A Mogliano andiamo proprio da Lucio Zanato, andavamo da Lucio Zanato, perché eccolo qua, lo vedo. Lucio Zanato, per capire un po' che aria tira dalle parti del centro-sinistra. Eccoci qua, allora tanto vi faccio vedere che questa è sicuramente la sede elettorale più partecipata di quelle che abbiamo visto fino adesso a Mogliano, e non è da poco. E in mezzo alla gente abbiamo Giacomo Nilandi. Buongiorno. Candidato. Buongiorno. Come sta andando? Bene, stanno arrivando le prime sezioni, per cui è ancora presto per dare un giudizio. Adesso aspettiamo con ansia e trepidazione che arrivino tutte quante, e poi daremo anche noi le nostre prime opinioni in merito. Dal dato delle europee che c'è stato ieri sera, comunque ci ha confortato rispetto al fatto che la battaglia è aperta di più, per cui si tratta solo di aspettare. Ecco appunto, cioè, facendo un'analisi delle europee, insomma Schlein sta facendo crescere il movimento, è venuta qui anche a Mogliano a spingere lei come candidato, quindi sono buone prospettive. Buonissime prospettive, e addirittura il nostro dato su Mogliano come Partito Democratico supera di 3 punti percentuali il dato del nazionale. Questo ci fa ben sperare anche per le amministrative, perché pensiamo di poter concorrere ad essere la prima lista all'interno del comune, e poi permettetemi c'è anche una grandissima soddisfazione a livello nazionale, perché tutti hanno sparato contro la nostra segretaria per mesi, e poi alla fine, rispetto a come ha preso il partito quando è cominciato con i sondaggi al 14%, adesso stiamo cominciando a tallonare Fratelli d'Italia anche da un punto di vista nazionale, per cui per gli italiani è chiaro che in campo nel paese c'è un'alternativa e si chiama Partito Democratico. Voi insomma siete pronti al ballottaggio? Noi siamo pronti per qualsiasi tipo di scenario. Ecco, in questa campagna elettorale qual è l'argomento che ha preso maggiormente secondo voi e quello che è stato maggiormente dimenticato qui a Mogliano? Ma noi, parlando con le persone, in realtà sono i bisogni materiali quelli che più premono la gente e i cittadini, come il fatto che questa è una città nella quale i giovani non riescono più a trovare un alloggio a dei prezzi accettabili, per cui sono già 600 i giovani che nell'arco degli ultimi anni sono dovuti migrare verso altri comuni vicini e dover lasciare la nostra città. Come altro tema molto caro alle persone è quello del consumo di suolo, della qualità della vita, con sempre più cemento, piuttosto che la cura degli anziani e il costo delle rette per le case di riposo, che sono ormai insostenibili per le famiglie a reddito medio-basso, ma cominciano ad esserlo anche per le famiglie benestanti, perché il nostro welfare sta pian piano venendo smantellato pezzo per pezzo. E quindi diciamo che questi sono i temi che ci hanno portato di più le persone in questi mesi qua, e noi abbiamo tentato di dare quelle che sono le nostre ricette e le nostre risposte, che sono totalmente diverse da quella della destra in questo territorio, per le quali l'unica alternativa è quella di privatizzare i servizi e far sì che tutti quelli che se lo possono permettere possano accedere a questi servizi, e chi non se lo può permettere, come spesso succede per la destra, si deve attaccare al tram. Noi invece pensiamo che nessuno debba essere lasciato indietro. Ecco, anche la scelta della sede elettorale, gli altri due vicini al municipio, lei addirittura dall'altra parte della ferrovia verso la periferia. Assolutamente sì, anche questa non è una scelta fatta a caso, proprio perché diciamo che la maggior parte della popolazione in questo momento non si può permettere di vivere all'interno del centro storico con 4.000 euro al metro quadro di media a livello di costo delle case, degli affitti inaccessibili. La maggior parte delle persone vive nei nostri quartieri, no? Nei quartieri che stanno un po' più al di fuori del centro, per cui anche da un punto di vista plastico abbiamo voluto simboleggiare anche questa scelta qua, a differenza dei nostri competitor
competitor invece di stare nel salotto buono. Ecco, di solito a noi ci accusano di essere il partito della ZTL, noi invece abbiamo voluto uscire fuori dalla ZTL e dire proprio che siamo una forza non populista ma popolare. Ecco, dovendo andare diciamo così al ballottaggio, temete più il Bortolato sindaco o il Bortolato sostenuto da Fratelli d'Italia? Perché in questo momento ha una forza che è quella determinata dal fatto che comunque Fratelli d'Italia a livello europeo ha tirato su veramente tanto il centrodestra. Ma dei primi seggi che ci stanno arrivando abbiamo visto che comunque rispetto al dato delle europee sta crescendo molto la lista civica del sindaco, per cui qui a livello locale in realtà sarà una battaglia che si giocherà molto nel caso in cui dovessimo andare al ballottaggio sulle persone più che sui partiti, anche perché siamo a Mogliano e bene o male ci conosciamo tutti e quindi più che sull'appartenenza ad un partito piuttosto che ad un altro conteranno le persone e le proprie idee. Se hai domande, Nicola, Giacomo ti può ascoltare. Allora, è stato chiarissimo. Allora facciamo conto di fare un giro con lui quando abbiamo qualche dato concreto, va bene? Assolutamente, intanto ti saluto Nicola, che è da tanto che non ci vediamo. Assolutamente, benissimo. Allora ci vediamo. Buon lavoro e buona trasmissione. Grazie mille, ci vediamo fra poco perché dobbiamo cominciare a ragionare sui dati, ok? Allora, so che si è collegato, lo ringrazio perché ha fatto un collegamento con il nostro Christian Arboit, ma poi è caduta la linea diverse volte, allora lo recuperiamo perché vogliamo sentire un po' cosa ne pensa. Adesso stiamo ragionando sulle amministrative. Come le vede intanto Roberto Marcato? Buon pomeriggio. Aspettiamo ovviamente i risultati, nel senso insomma, che per noi le amministrative sono un test importantissimo perché noi siamo un partito di territorio, quindi mi auguro che i nostri candidati sindaci possano fare davvero un ottimo risultato, ma attendiamo con impazienza i risultati. Allora, in attesa di collegarci, di avere qualche altro dato e faremo vedere qualche altra schermata, vi faccio sentire, partiamo da qui perché voglio sentire sia Marcato che Paolin e poi anche gli altri ospiti. Vi faccio sentire Matteo Salvini questa mattina. Torniamo quindi a parlare per un secondo delle europee e così lo commentiamo. Sentite Salvini. La percentuale della Lega è cresciuta rispetto alle politiche? Sì. Abbiamo avuto avversari esterni? Sì. Abbiamo avuto uno dei fondatori, nonché precedente segretario, che a urne aperte ha annunciato che votava un altro partito? Sì. Sono cose abbastanza complicate da gestire e penso che nessuno ieri sera, visto che gli exit poll, gli instant poll, chiamateli come volete, ci davano dal 7, 7,5, 8, massimo %, ci svegliamo a 9 ed è una bella giornata di sole. Ci sono delle città, soprattutto i capoluoghi, dove facciamo fatica? Storicamente sì. Storicamente nelle grandi città, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma, la Lega è da sempre più forte nella provincia, nei piccoli comuni dove ci sono relazioni sociali più forti, mentre nelle grandi città storicamente da 30 anni soffriamo di più e quindi bisogna capire perché e per come, per recuperare anche la fiducia delle grandi città. Detto questo, avrei messo non una ma 3 firme ieri sul risultato di oggi. Io poi sono uno che non si accontenta mai, quindi laddove i dati non sono positivi cercherò di capire assolutamente come lavorare di più e meglio. Però, se avessero chiesto ai 3 leader del centrodestra firmate per la crescita di tutti e 3 per la crescita percentuale del governo, penso che tutti avremmo sottoscritto. Ministro Antonio Torrisi, agenzia Vista, ha parlato degli altri, ha parlato del PD, ha parlato della sinistra. Che segnale è l'elezione, insomma, la nomina della Salis con Alleanza Verde e Sinistra? Se ha un segnale particolare? Quando i cittadini votano hanno sempre ragione e quindi come è stato legittimo candidare Ilaria Salis, è stato legittimo da parte degli italiani votarlo e quindi si siederà nello stesso Parlamento di Roberto Vannacci. Questa è la democrazia, vuol dire che è giusto così. Non sta a me commentare quello che hanno scelto i cittadini.
Segretario, scusi, sempre sui... Rosanna Magnano, Radio 24. Il dissenso interno non è però solo di Bossi, no? Viene anche da quei governatori apprezzati che hanno preso un po' le distanze dalla candidatura di Vannacci e anche dal ministro Giorgetti. Come gestirà internamente queste... Prendere le distanze mi sembra un'affermazione assolutamente priva di fondamento. Ci sono 3 preferenze, ognuno può votare chi vuole. Poi, in democrazia, come vale per la Salis, anche per il generale Vannacci, contano i voti. E se il generale Vannacci, attaccato da mezzo mondo, da destra a sinistra e da quasi tutto il sistema mediatico, prende più di 500.000 di voti e non so se sia ancora così, però prima di questa lunga conferenza stampa era il secondo più votato in Italia, o comunque uno dei più votati in Italia, vuol dire che tanti leghisti hanno condiviso questa scelta e anche tanti non leghisti. Io poi sono sicuro che Zaia piuttosto che Giorgetti hanno votato Lega con 3 preferenze che non sta a me chiedere, chiedetelo a loro. Chi ha detto che non ha votato Lega, quello sia un problema. Poi uno le preferenze le dà a chi vuole. Se uno cambia proprio partito non penso che sia una cosa normalissima. Siete cresciuti rispetto alle politiche, però perdete una ventina di europarlamentari. Pensa che, teme che questo all'interno dell'alleanza in Europa danneggi la Lega? No, noi stiamo ottenendo di più al governo col centrodestra unito adesso di quanto non riuscivamo a fare con i 5 Stelle col quadruplo dei voti. Quindi io penso che 8 europarlamentari determinanti e con le idee chiare possano essere fondamentali per cambiare l'Europa. Il problema non sono i numeri, ma il contesto. 5 anni fa la possibilità di cambiamento era pressoché pari allo 0, oggi la possibilità di cambiamento c'è, ripeto, anche in coincidenza del voto di Francia, Germania, Spagna, Austria, Olanda, Belgio e tanti altri paesi importanti. Vannacci prenderà la destra adesso? Scusi? Vannacci prenderà la destra della Lega adesso? Non lo so e ne parleremo, non gliel'ho mai chiesto e non me l'ha mai chiesto. Devo dire che abbiamo lavorato benissimo e sono sicuro che lavoreremo benissimo, quindi ci sono anche nei comuni e nelle regioni dove la Lega governa tante donne e uomini che stanno ben governando senza tessera in tasca, non è quello che fa la differenza. Allora così Salvini, allora Barcato e poi Paolin, da lei che posta poi oggi questo messaggio molto chiaro, mettiamoci una decima sopra, qual è il suo commento? Ma allora, io sono leghista e sono veneto e devo constatare che in Veneto abbiamo avuto un risultato peggiore rispetto alle politiche 2 anni fa, per cui insomma per noi Vannacci non è stato un valore aggiunto, casomai anzi, perché di fatto, ripeto, abbiamo avuto un risultato peggiore rispetto a 2 anni fa e io su questo mi voglio concentrare. Cioè io vorrei stare in una Lega che torna a vincere in maniera robusta, che torna ad essere interprete del territorio, altrimenti ci troveremo qui a cantare vittoria per uno 0, in più e in regioni che hanno visto nascere la Lega, avere un risultato negativo. Quindi io oggi parlo di sconfitta, appunto, non è che possiamo fare altri ragionamenti, altrimenti va bene tutto, dopodiché ci chiediamo perché la gente non va a votare, perché i partiti non sono più attrattivi, perché dobbiamo dire la verità, perché dobbiamo essere coerenti. Allora, in Veneto la Lega oggi ha fatto un risultato peggiore rispetto a 2 anni fa. Vogliamo porci qualche domanda o continuiamo a dire che va tutto bene, chi se ne frega e qualcuno ci penserà? Ecco, io ho troppo a cuore questa Lega, sono militante da troppi anni e soprattutto ho fatto troppi chilometri per le campagne elettorali di tutti e quindi ho il sacrosanto diritto e dovere di preoccuparmi dei risultati. Col senno di poi, come si dice, no? C'è il proverbio, con un marcato candidato cosa sarebbe successo?
Ma resta il fatto che il candidato, il politico più votato del Veneto, la Lega non l'ha candidato, cioè questo è il dato politico. Che cosa avrei preso io se fossi stato candidato? Non lo so. Di certo è che io sono stato a preferenze, parlo, a preferenze, non a chiacchiere, a preferenze, sono il politico più votato del Veneto. Qualsiasi altro partito, e tra l'altro gli altri partiti me l'hanno chiesto, il mio partito si è ben guardato dal candidarmi. A me non è sembrata una grande genialata. Resti ovviamente in linea. Paolin, lei cosa dice? Con la solita Roberto ha detto delle cose. Beh, mi spiace perché gli ho chiesto io personalmente di candidarsi alle europee e Roberto se lo ricorda benone. Poi non parlerei di sconfitta, sì, la flessione rispetto alle politiche di 2 anni fa c'è, però la imputo più alle lotte intestine che ci sono nella Lega, sul palco di Pontida, su tutta una diatriba. Roberto, io che fai la sceneggiata, perché qua stai parlando con chi ha proposto Zaia candidato su tutte le circoscrizioni, e ho letto in un'intervista sul Corriere che lui ha ribadito che non si sarebbe mai candidato perché per la coerenza. Quando io gli ho detto che lui è stato candidato quando era giovane presidente della provincia sconosciuto dalla Lega, bene, la Lega ha investito su di lui. Per me si chiedeva un sacrificio per tutti. I nostri big, come vengono chiamati, secondo me dovevano candidarsi. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Quindi anche tu, io te l'ho chiesto, sono venuto da te, te l'ho chiesto di candidarti. Secondo me la tua candidatura avrebbe dato dei voti sicuramente in più. Non possiamo dire che Vannacci è stato bocciato, perché con 138.000 preferenze, no, 143 mi aggiorno, non credo che sia un candidato bocciato. Per me è un candidato che ha lavorato alla causa della Lega, non credo al partito laburista, a tutte queste storie che sono state sollevate sui valori della Lega. Credo che Vannacci interpreti benissimo i valori che la Lega storica professava, quello dell'invasione, quello di quello che sappiamo, Roberto. Diciamoci la verità e non giochiamo alla parte, sì, replicherai sicuramente, però io ti dico, siamo tutti nella stessa barca, cerchiamo di remare. Io non imputo a te le cose che imputo a qualcun altro, ho rispetto della tua militanza come tu hai rispetto della mia, però sappiamo benissimo che le lotte intestine della Lega hanno influito più della candidatura di Vannacci, che ha fatto il suo, devo dire, perché doppia il candidato della Lega che arriva dopo, quindi non è che non potevamo chiedergli di più. Allora, stiamo marcato. Allora, io ringrazio per la stima Paolin, però i partiti parlano attraverso i propri segretari e i segretari, sia quello regionale che quello federale, a me non hanno chiesto la disponibilità per candidare. Stefani, Roberto, lo sai, non giocare su questa cosa. No. Io ho detto venivo in pace. Non diciamo sciocchezze. A me Stefani non ha mai chiesto nulla. Così come non me l'ha mai chiesto Matteo Salvini. Mi hai risposto di no, mi hai risposto che non ti saresti candidato. Chiusa, che non mi interessa, è una questione chiusa che non è più interessante, perché acqua passata non macina più, non è un tema, Sul tema di Vannacci, ha un signore che quando gli viene chiesto che cosa pensi dell'autonomia, lui dice candidato della Lega e portabandiera, che non serve, perché c'è già la riforma del titolo quinto. Per me questo è sufficiente per non candidarlo. Perché ti ricordo che hai qualche compagno di giunta, dell'autonomia, il
Paolini, un attimo, lo faccia finire e poi replica. Mi stacco perché non si capisce nulla. Invito Paolini ad avere rispetto che ho avuto per lui. Ti chiedo scusa. Allora, quando gli è stato chiesto che cosa pensasse dell'autonomia, ha risposto questo. È una risposta sufficiente per non candidarlo, anzi invece noi l'abbiamo fatto portabandiera, uno che parla di Dio, patria e famiglia, non c'entra nulla con la Lega, noi siamo per il territorio, noi siamo per l'autonomia, per l'identità dei territori. Cosa c'entra Dio, patria e famiglia? Cosa c'entra Dio, patria e famiglia? Dopodiché possiamo trovare tutte le scusanti che vogliamo, ma il dato certo è che in Veneto abbiamo perso rispetto a 2 anni fa e continuiamo a perdere, e a livello nazionale Forza Italia, privata del suo fondatore e leader carismatico, ci supera. Allora vogliamo fare una riflessione per dire che cosa è diventato il partito e che cosa vuole continuare ad essere, e lo si fa attraverso un congresso. Per me Salvini può rimanere segretario per i prossimi 200 anni, ma io voglio sapere in che partito milito, perché se il mio partito è io non mi riconosco, perché c'è già Fratelli. Ok, io voglio parlare di autonomia, di territori, di sanità, del futuro dei giovani, delle piccole partite IVA, della nostra storia, delle nostre radici. La mia patria è il Veneto, l'Italia è il posto in cui vivo. Chiaro? Mentre per Vannacci non è così. Sì, ma è inutile che ti scaldi, Roberto. È inutile che ti scaldi, Roberto. Sono troppo innamorato di questo partito e lo vedo lacerare da gente che non c'entra nulla con la Lega. Bene, allora perché non eri candidato tu e Zaia? Perché non hanno voluto, nel mio caso non l'hanno voluto, lo sai benissimo, e se dici il contrario, menti. Non hanno voluto candidato. No, come mai mi hai risposto no, non mi candido? Roberto, dai cazzo, non sta... ti ho risposto no, che non mi candido perché non me l'ha chiesto il partito. Con tutto rispetto, non sei il partito, tu non rappresenti. Non sono il partito, Roberto, ti faremo la raccomandata la prossima volta. Io a Zaia è stato chiesto, allora spostiamo la questione, per te abbiamo fatto una grande mancanza che non ti abbiamo mandato la raccomandata. Cosa mi dici? Io l'ho proposto, credo di essere stato l'unico che è uscito pubblicamente e ha detto Zaia è candidato in tutte le circoscrizioni. Ci poteva stare anche Vannacci, perché nella storia della Lega abbiamo candidato anche altri indipendenti. Roberto, abbiamo arruolato tante forze e se andiamo a vedere anche sulle amministrative, inutile che ti scandalizzi, Dio, patria e famiglia. Ricordati che parte dei militanti della Lega vengono da quella storia di destra. È inutile che ti... una cosa, un conto è candidare indipendenti e l'abbiamo sempre fatto. Un conto è candidare un indipendente e farlo portabandiera e fargli chiudere le campagne elettorali. Era candidato quell'ultimo. Tu fai quello che vuoi, io non sono d'accordo. Allora sul ruolo di Vannacci mi pare che non ci sia proprio nessun tipo di accordo su questo, è chiaro. Allora, la mia opinione. Però vabbè, poi resta in linea Marcato, fra poco ci raggiunge anche Dimitro Ghin, fra poco c'è il cambio ospiti, però aspettate ancora un attimo perché ovviamente... Però io purtroppo ho pochi minuti. Allora le chiedo un'ultima cosa e poi la libero. Faccio la stessa domanda che ho fatto a Paolin e a Pavanetto prima, la rifarò poi a Coin. Con il voto di ieri la Lega ha perso la regione? Marcato? Ufficialmente? Con il voto di ieri, se la Lega non fa la Lega, ha perso la regione. Assolutamente sì. Quindi se invece fa la Lega c'è ancora un margine e mi segue nel mio sogno, io ho un sogno in testa. Io ho un sogno. Una donna o un uomo leghista, candidato presidente, che decideremo, e con un tridente d'attacco, lista Lega capitanata da un leghista, vero, no, da portabandiera dell'ultima ora, lista Zaia con capolista il presidente e una lista amministratori a trazione autonomista fatta di amministratori con capolista un sindaco. Mario Conte. Questo è il mio sogno. Mario Conte. Va benissimo. Però bisogna capire, Pavanetto, se sono d'accordo i Fratelli d'Italia. Ciao, che... Pavanetto. Allora, anch'io ho un sogno come Roberto Marcato, che è quello di avere
il prossimo governatore che possa prendere in mano un'eredità che arriva da anni e anni di governo di centrodestra e naturalmente dover far meglio, quindi rilanciare ancora di più l'azione amministrativa e soprattutto infrastrutturale della regione per dare una nuova fase alla regione. Quindi, ma non sto dicendo che quello che noi stiamo facendo in Consiglio e in Giunta, sto dicendo che sarà difficile l'eredità di questi anni di centrodestra, prima a guida Galan, poi a guida Zaia, e naturalmente il prossimo dovrà essere una fase diversa, una fase diciamo di rilancio del Veneto per tornare ancora a essere e rimanere ancora una delle prime regioni d'Italia. Questo è fondamentale, questo è il mio sogno, indipendentemente dalla tessera di partito in tasca. L'importante è che ci sia un buon governatore che ami la propria regione naturalmente e che si senta parte di una grande comunità che è quella italiana. E che sia leghista. Marcato, le do l'ultima parola. No, ho detto che sono d'accordo con tutto quello che ha detto. Basta che il governatore prossimo, il presidente prossimo sia leghista e siamo tutti d'accordo. Ecco, a posto. Ok, siamo in alto mare. Se c'è ancora la Lega. Se c'è ancora la Lega, dice Pavanetto. Benissimo. Paolino, una battuta vi ringrazio. Grazie Marcato. La Lega, ci fanno il funerale a ogni elezione, invece la Lega continuerà e se la giocherà per la presidenza. Allora resti un attimo collegato, fra poco ci raggiunge in studio Dimitri Coin. Volevo andare velocemente da Lina Paronetto, che è con Mirella Balliana, così la facciamo salutare anche dal segretario provinciale Giovanni Zorzi. Allora dacci qualche dato, vediamo la schermata anche di Vittorio Veneto, se c'è qualche dato in più rispetto a quelli ufficiali, Lina. Sì, allora li chiediamo subito a Mirella Balliana. Siamo qui a Serravalle, il quartier generale, diciamo, c'è un certo entusiasmo perché si profila un bel risultato, un probabile ballottaggio con un vantaggio di un certo tipo, forse non con lo sfidante che voleva, che ci diceva stamattina. Sì, allora innanzitutto saluto tutti, anche in studio, anche Giovanni. Allora, intanto voglio solo sottolineare che ho scelto un quartier generale in un ambiente pubblico, in un'osteria, perché la mia caratteristica è quella di stare sempre in mezzo alla gente, quindi non mi sono chiusa all'interno di una sede di partito, ma preferisco stare con le persone. Allora, per quanto riguarda il risultato che man mano sta emergendo dalle urne in questo momento, ci vede abbastanza positivamente in avanti, quindi questo ci fa ben sperare, insomma, eventualmente per il passaggio al ballottaggio anche con un buon risultato. Sì, sinceramente la componente di Posocco era un po' nell'area che ci sarebbe stato eventualmente come competitor, quindi come secondo. E ci sorprende rispetto al risultato di stamattina, cioè rispetto alle europee, perché il responso delle europee qui a Vittorio Veneto era tutt'altro, insomma Fratelli d'Italia era molto alto, quindi evidentemente questi voti si sono spostati sul candidato Posocco rispetto al candidato Braido. Comunque è un po' prematuro per dare ormai il definitivo, siamo in attesa. Ecco, siamo in attesa, ma ci sono davvero dei seggi in cui lei ha preso più voti di loro due messi insieme, abbiamo visto. Sì, questo è molto positivo, sono veramente felice, sono veramente entusiasta di questo risultato in questi seggi, perché questo significa che la campagna elettorale che abbiamo fatto è stata importante, è stata coinvolgente anche per le persone, abbiamo sentito tanta partecipazione dal basso che si sono poi trasformati in questi voti di appoggio e di sostegno, è quello che poi ci guiderà nel futuro sia eventualmente dei prossimi 15 giorni di ballottaggio e anche eventualmente per quanto se dovessimo vincere le elezioni per l'amministrazione. Quindi rispetto il nostro intento, il nostro dinamismo, la nostra volontà di rilanciare la città è tutta contenuta in questi voti e in questa voglia di partecipazione. Senta, parole in libertà finché non abbiamo i definitivi e siamo d'accordo, ma dovesse profilarsi una sfida con Gianluca Posocco, con cui tra l'altro forse avete anche dei punti in comune, perché vi abbiamo visto anche alla presentazione, proprio noi vi abbiamo ripreso mentre vi stringevate la mano, lei era andata bene anche un bicchiere, insomma una certa comunanza, un po' di intenti su alcuni temi, ecco, o forse di atteggiamento più che altro. Dovesse profilarsi questa sfida, come la vede? Perché appunto il centrodestra
quello che sostiene Braido potrebbe astenersi semplicemente dall'andare a votare, potrebbe profilarsi questo e poi appunto sarà sicuramente una raccolta all'ultimo voto. Certo, sì, non sarà indolore, nel senso che, ripeto, ci accomuna rispetto a Gianluca Pesocco la questione della dinamicità, della voglia di fare, assolutamente questo sì. Se devo notare una differenza tra le nostre due coalizioni, quella che forse più mi caratterizza è la voglia di novità e di svolta rispetto ad una città che in questi 5 anni insomma è stata molto immobile, appiattita, insomma ci sono criticità evidenti, quindi quello che mi sento di dire è che giocheremo tanto la carta e punteremo sul cambiamento anche rispetto all'aspetto amministrativo e la dinamicità anche della raccolta fondi europei, tutto quello che ci riguarda. Ripeto, noi siamo, cioè le persone veramente sono stanche di questo immobilismo e pensiamo che Città di Vittorio Veneto abbia tutte le caratteristiche, io dico sempre, per diventare una vera cittadina europea. Una curiosità, Vittorio, ha mai avuto un sindaco donna? No, sarebbe la prima volta questo, e questo è un segnale importante, ma non solo perché io sono donna, ma anche perché nella mia coalizione, nella mia squadra, la mia campagna elettorale è stata fatta assieme a tantissime donne, giovanissime tra l'altro, e al quale vanno tutti i miei ringraziamenti, ma questo è proprio una mentalità, cioè il modo di essere e di fare di una persona, quindi io sinceramente nell'eventualità mi sento di spendermi su questo discorso di coinvolgere le donne e le donne giovanissime per quello che sarà il presente e il futuro della città. Ok, comunque per le considerazioni, quelle definitive, aspettiamo un pochino, giusto? Intanto noi, Nicola, ti restituiamo la linea e vediamo anche se ci saranno reazioni dagli altri, ma Pesocco ci ha già detto che aspetta un'ora e mezza, vuole essere certo evidentemente di essere lui in corsa, se così sarà. Lo stesso Gian Antonio Darè, che al momento non si fa vedere qui a Vittorio Veneto, quantomeno non in piazza, e vedremo poi anche se deciderà in caso di parlare Giovanni Braido. Intanto a te la linea. Benissimo, grazie Elena Paronetto. Allora, prima di salutarla, so che deve lasciarci, una disamina allora su questa balliana che potrebbe essere davvero protagonista del ballottaggio. Sì, bene. Ma l'ha detto lei prima dell'intervista, alla fine Mirella ha raccolto quello che ha seminato, nel senso che è stata una campagna elettorale che è nata da lontano, da un'opposizione ad un'amministrazione di fatto immobile, tant'è vero che insomma la stessa scelta di Miato di non ricandidarsi è indice comunque di un malessere interno che poi è deflagrato con la rottura tra la Lega e Tony Darè, che i vittoriesi sono stufi di queste baruffe e che vogliono voltare pagina, che Mirella, da quello che risulta anche da questo primo risultato, è la persona giusta, quindi forza Mirella, e adesso ci aspettano 2 settimane di grande lavoro. Benissimo, allora mentre adesso c'è un po' di cambio ospiti, vediamo, facciamo così, andiamo da Ilaria Marchiori, saluto e ringrazio Giovanni Zorzi, ci raggiunge in studio adesso Antonella Tocchetto, sempre per il Partito Democratico, fra poco saluto anche Giuseppe Paolin, si collegherà al suo Skype, lo avverto, Francesca Bozza, Luigi Susin, perché adesso ci sarà anche un cambio di ospiti, quindi avremo così il Gran Bazar, avremo in studio la Lega e in Skype Fratelli d'Italia, così non facciamo torto a nessuno, quindi fra poco grande Susin. Susin in Skype e Dimitri Coin qua in studio. Allora, se volete lo saluto subito, così magari lasciamo il posto a Susin. Grazie Paolin. E buona continuazione. Grazie davvero, grazie a Giovanni Zorzi. Grazie anche a Luca Spavanetto, però aspetti un attimo perché sennò è difficile il passaggio. Andiamo da Ilaria Marchiori, poi facciamo vedere un po' di risultati anche definitivi e un po' di parziali dai vari comuni, facciamo una lunga carrellata, andiamo a Noale e poi si sposta la nostra Ilaria Marchiori. Vediamo la schermata di Noale e andiamo proprio da Ilaria Marchiori. Eccoci qui, siamo con Alessandra Dini, vice sindaca uscente. Allora, ovviamente dati parziali, però sembra ormai abbastanza chiaro che si andrà a un ballottaggio tra lei e il candidato Sorino.
Sì, è così, non abbiamo ancora tutti i dati, stiamo attendendo anche perché è una procedura un po' più lunga rispetto al solito, siamo molti candidati e quindi c'è bisogno di più tempo e dai primi dati appunto sembra così, quindi un ballottaggio tra me e il candidato Sorino che è appoggiato appunto dalle liste di centrodestra, quindi attendiamo ancora un'ora all'incirca per capire i dati appunto anche degli altri candidati, siamo fiduciosi, ecco. Ecco, Alessandra, qualora poi appunto fosse confermato, ma sembra ormai abbastanza certo, ci sarà un'alleanza di qualche tipo? Se sì, voi accetterete, continuerete a correre da soli? Ma noi anche nel 2019 abbiamo sempre scelto di correre da soli, altrimenti le alleanze si fanno prima, ecco. Gli accordi si fanno prima, come magari hanno già fatto altri candidati che si sono alleati con i partiti. Noi per il buon governo abbiamo sempre scelto di rimanere civici e quindi di non fare alleanze, poi ci sarà la libertà di voto dei cittadini che magari sono andati già al voto e non hanno votato i partiti, hanno votato altri candidati e decideranno poi al ballottaggio cosa votare. Secondo lei i noalesi si sono trovati un po' in confusione? Ma secondo me dai primi dati che vedo, soprattutto sui dati delle preferenze sì, perché molti candidati ovviamente creano più confusione soprattutto sulla parte di espressione di preferenza, anche perché i simboli sono molti e quindi a volte si fa confusione. Secondo me in questa elezione sì, hanno avuto più difficoltà ad esprimere le preferenze. Quindi saranno semplificati tra 15 giorni? Certo, perché poi si voterà soltanto il candidato sindaco e quindi basterà un unico voto e ovviamente noi restiamo civici, quindi siamo stati chiari sin dall'inizio, ovvero una continuità ma anche rinnovata di mandato e di progetti, e mentre dall'altra parte c'è il candidato Sorino con una lista civica ma anche con tutti i partiti di centrodestra, quindi è ovvio che questa è una linea ben chiara, già data dall'inizio. Ecco, quindi voi continuerete insomma massima coerenza, l'ha ribadito più e più volte. Ringrazio Alessandra Dini. Noi restituiamo la linea perché iniziamo a spostarci e cambiamo comune, dunque ci sentiremo tra poco. Grazie a Ilaria Marchiori, vorrebbe andare tra Scorzè e Spinea. Allora il dato ufficiale diciamo di Eligendo, che è il sito del Ministero, è da ancora 0 su 16 annuale, ma noi sappiamo dalla nostra Ilaria Marchiori insomma che ha i dati più freschi, che si profilerebbe dunque questo ballottaggio tra Sorino, il candidato del centrodestra, e Dini, però vediamo poi quando ci saranno i dati principali. Saluto e ringrazio Antonella Tocchetto, Partito Democratico. Grazie, buon pomeriggio. Allora, ok, io direi che potremmo fare quel passaggio che mi chiedeva la regia. Allora, non so se c'è Lucio Zanato che adesso si sta spostando anche a Preganzol perché poi tornerà a Mogliano. No, forse abbiamo, ecco, facciamo vedere Luigi Susin che si è collegato adesso. Luigi Susin, Fratelli d'Italia, quindi abbiamo due Fratelli d'Italia in questo momento, Ciao, Luigi. Fra poco ci sarà. Come sta andando a Quinto? Glielo chiediamo a lei che conosce molto bene la realtà di Quinto. Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao Lucas, ciao anche alla Tocchetto. A Quinto stanno ancora lavorando per gli spogli, credo che ci sia un testa a testa tra Miglioranza e Durigon, sinceramente, però non è ancora niente di certo. Questo ci sta dando una specie di notizia comunque. Sì. Allora facciamo vedere un attimo la schermata di Noale, ancora a bocce ferme perché non c'è ancora l'ufficialità, così vediamo anche, inquadriamo la situazione. Quinto di Treviso. Il buon Luigi Susin ci parlava di Quinto di Treviso, dove c'è stato uno dei casi della spaccatura del centrodestra, con Stefania Sartori da una parte e Durigon dall'altra, però ci dice ed è diciamo che ce lo dica Susin, che è di Fratelli d'Italia, fa capire insomma come sia un dato anche importante. Dice che il duello dovrebbe essere Miglioranza. Mi fate rivedere lo schermo per favore. Miglioranza Durigon, e quindi non con Sartori?
No, sembrerebbe di no, adesso vediamo cosa danno, che dati arrivano, però in linea di massima sembrerebbe che questa sia l'esito finale, insomma. Ecco. Ma questa è l'ennesima riprova di un altro dato che stiamo raccontando in queste ore. Per quello vi dicevo, è un'altra partita questa delle amministrative rispetto alle europee, perché a quinto quanto ha fatto Fratelli d'Italia alle europee? Siamo intorno ai 32-33%, quindi diciamo che ha riconfermato il dato delle politiche. Poi ovviamente i comuni, sì, comuni è un'altra partita indipendente, a sé stante, nonostante ci sia un partito che tira, che è forte, che sul territorio è presente, i cittadini premiano probabilmente un'amministrazione che hanno già visto nel passato, non lo so, perché comunque la lista di Durigon è una lista... Eccola qua, allora vi do l'aggiornamento dal sito, dopo allora andrà aggiornato anche nella nostra grafica, 6 su 9, quindi abbastanza indicativo, 46,3% Ivano Durigon, Lega Forza Italia e Progetto Quinto, Luca Miglioranza 43 e 15 diciamo per cento con la lista per Quinto, e Stefania Sartori fuori dai giochi 6 su 9, come diceva Susin, quindi si profilerebbe questo duello al ballottaggio, se restano così ovviamente le proporzioni a quinto. Non c'è ballottaggio. No, ha ragione, sì, perché ha ragione. Quindi sì, è sotto, ha ragione. E quindi ci sarebbe questo 46% di Lega e Forza Italia, quindi di una parte del centrodestra, come l'abbiamo visti diversi all'interno di queste elezioni amministrative, però ecco, ci sono questi 3 punti percentuali che li separano da Luca Miglioranza, con Stefania Sartori fuori dai giochi. Un altro adesso arrivo anche da Forza Italia, non ho dimenticato Granello, mi scuso, ma prima c'è stato il lungo siparietto marcato Paulin, e quindi non potevamo non far vedere un po', raccontare anche un po' della frustrazione all'interno della Lega per il risultato delle europee. Vedo Monica Smidere da Bassano del Grappa, altro importante realtà da raccontare, altra realtà nella quale il centrodestra è spaccato. Monica, come sta andando? Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Allora, lo scrutinio a Bassano del Grappa va un po' a rilento. Allo stato attuale c'è stato un aggiornamento pochissimi minuti fa, siamo a 6 sezioni scrutinate su 41. Vi ricordo che sono 5 i candidati sindaco a Bassano del Grappa, questa al momento la situazione: 617 preferenze per Roberto Campagnolo, 617 Elena Pavan, 474 Nicola Finco, 313 Giovanni Zen, 142 Roberto Marin. Questa è la fotografia del voto a Bassano del Grappa, ma insomma va detto, Nicola, che abbiamo appena 6 sezioni scrutinate su 41. È un comune importante, Bassano del Grappa, insomma un comune che vedendo i dati si affaccia al ballottaggio che potrebbe, insomma, in base all'orientamento di voto, in base alle indiscrezioni, vedere al ballottaggio Campagnolo, ma c'è un grande punto di domanda sull'area di centrodestra, e quindi Elena Pavan e Nicola Finco. Grande sorpresa di questa campagna elettorale sicuramente il movimento che è stato definito il movimento dei giovani, è il momento che ha espresso come candidato sindaco Gianni Zen. Allo stato attuale raccoglie 313 preferenze. È la vera rivelazione di questa campagna elettorale, una lista che è un movimento, una lista che è partita appena a gennaio, che sta raccogliendo grandi consensi, definita appunto la lista dei giovani. Abbiamo prima sentito un esponente, Emanuele Remonato, ha detto sì, siamo giovani, ma sicuramente siamo preparati, insomma, eventualmente per un dialogo anche in vista di un possibile ballottaggio. I giochi dunque a Bassano del Grappa sono tutti aperti, noi continueremo
staremo a monitorare la situazione e a raccontarvi l'andamento di questo scrutinio. Bene, grazie a Monica Smidele da Bassano del Grappa. Allora facciamo così, pubblicità, raccogliamo un attimo le idee e i dati. Saluto Luca Spavanetto che è stato con noi nella prima parte di questa nostra edizione straordinaria del pomeriggio, grazie davvero, e così poi entrerà in studio il segretario provinciale trevigiano della Lega Dimitri Coin. Pubblicità, poi di nuovo in diretta.